molti di noi hanno lasciato la foresta in cerca di altri orizzonti. Altri, pochi però, sono rimasti a fare i boscaioli. Il rumore delle motoseghe ha rotto la quiete del bosco e anche quella che era la poesia del nostro mestiere. Inaugurata nel bosco di Via Verga la targa per ricordare a Mira la dottoressa Samar Sinjab, il primo medico di famiglia ucciso nel 2020 dal Covid nel veneziano. La dottoressa Samar è stato il 100° medico morto per Covid in Italia, è il primo della provincia di Venezia. In questa data, 4 anni fa, è venuta a mancare una dottoressa, la dottoressa Samar, proprio mentre cercava con tutte le sue forze di portare fino in fondo il proprio dovere di dottore e di medico, aiutando i propri pazienti. Nel 4º anniversario dalla scomparsa della dottoressa Samar, la cerimonia aperta dalle note del silenzio. Alla commemorazione presenti anche i figli Dania e Rafi El Mazloum, medici a loro volta. Più che commovente l'ultimo ricordo dell'amatissima mamma. Le ultime sue parole quando l'abbiamo lasciata al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso è stato non dite nulla ai miei pazienti perché non voglio che si preoccupino e torno presto. Buongiorno a tutti, saluto caramente questi primi ospiti di aver accettato questo invito molto importante, saluto il professor Andrea Crisanti, medico e senatore del Partito Democratico, grazie professor Crisanti di essere qui, veramente grazie, e saluto anche Armando Cunegato, collegato con noi da Recoaro Terme, sindaco di Recoaro Terme, primo mandato civica, grazie anche a lei sindaco di essere qui. Allora, buongiorno. Ho partito, professor Crisanti, nel ricordo, perché io sono dell'idea che ultimamente ci dimentichiamo troppo in fretta del passato, di quello che è stato vissuto, i drammi che abbiamo tutti quanti provato nelle nostre pelli, sofferto, sperando sempre che arrivasse questo vaccino miracoloso. Poi i grandi della terra, a mio avviso, hanno avuto tanta paura di morire, allora si sono messi insieme, hanno fatto squadra, sono arrivati tanti soldi, c'è stata un'informazione proprio ad ampio raggio e finalmente questi vaccini sono arrivati, perché la ricerca e la scienza fa 1 più 1 fa 2, non è che si possa sbagliare. Eppure, nonostante questo, professor Crisanti, noi tutti i giorni troviamo ancora anche addetti ai lavori perplessi sul vaccino, specialmente questo ultimo vaccino che ha salvato migliaia di vittime, dove tanti medici sono morti, non solo la dottoressa che abbiamo visto, un abbraccio anche alla famiglia, ma tantissimi medici, OSS, addetti ai lavori per salvare gli altri. Ecco, adesso siamo nel 2024. Io ho avuto il professor Palù ospite, professor Crisanti, e ho avuto anche il direttore Benazzi proprio lo stesso giorno, dove il direttore Benazzi proprio quel lunedì è arrivata la circolare che non si dovevano più usare mascherine negli ospedali, ecco sì, non c'era più l'obbligo. Mentre il professor Palù subito dopo, in certi reparti ha detto io quasi quasi la mascherina la terrei ancora.
però vediamo anche aumenti di Covid. Com'è la situazione del suo importante osservatorio anche politico, professor Crisanti? Ma guardi, innanzitutto mi faccio fare una considerazione di carattere generale a proposito della dottoressa Samar, che è veramente un bellissimo esempio di integrazione e di solidarietà e riconoscimento anche del ruolo che lei ha avuto. Ecco, veramente penso che questo è un modello virtuoso e quindi penso che sia possibile integrare e valorizzare le persone che vengono da fuori. Ecco, questo secondo me è la prima considerazione che mi viene in mente guardando questi filmati. Poi certo il Covid non ci abbandonerà mai da adesso in poi, comunque la situazione è molto cambiata perché per la maggior parte delle persone o sono guarite o sono state vaccinate, quindi c'è un livello importante di immunità nelle persone che di fatto li protegge contro le complicazioni gravi. È un problema per le persone fragili. Ora è chiaro, chi è una persona fragile? Una persona fragile è una persona immunocompromessa che fa magari terapia antitumorale, una persona fragile è una persona che ha più di 75 anni con una o più patologie. Diciamole quali sono queste patologie che poi influiscono negativamente sul corso della malattia del Covid, che sono l'ipertensione, il diabete e una condizione di sovrappeso. Queste tre combinazioni, se messe insieme, se una persona si ammala di Covid rischia molto. Ecco, quindi non è che il rischio è completamente abolito, diciamo, è ristretto a una fascia di persone che a mio avviso si devono vaccinare e se stanno in condizioni particolarmente affollate, in una situazione in cui c'è trasmissione, io la mascherina me la metterei se fossi uno di questi. Ecco, io lo dico proprio sinceramente. Poi, allora, per quanto riguarda il vaccino, guardi, se noi andiamo a ritroso nella storia, c'è stato sempre qualcuno che è stato contrario al vaccino, ma questo è normale. C'è una naturale ritrosia e diffidenza delle persone nella popolazione verso qualsiasi innovazione. In Inghilterra nel 1750 bruciavano i telai. Non si volevano vaccinare contro il vaccino del vaiolo. Sono cose, guardi, io le catalogo nelle manifestazioni marginali della società. Poi se il fatto che il vaccino abbia rappresentato uno dei pilastri per l'aumento della vita media, guardi, non ci sono dubbi, sono tre le cose che hanno aumentato drammaticamente la vita media, che sono le pratiche di igiene, il vaccino e gli antibiotici. Basta. Più chiaro di così non poteva essere il professor Crisanti. Allora sentiamo e conosciamo anche Armando Cunegato, sindaco di Recoaro Terme, primo mandato Civica, dove questi sindaci sono in prima linea, sono loro che si confrontano con le persone. Io li invito tutti, sindaco Cunegato, perché per me sono i riferimenti del territorio. Non è che abbiamo tanti riferimenti, però avete sempre la coperta cortissima. Si sta ascoltando anche il professor Crisanti che è senatore, perché io penso che dovrebbero aiutarvi molto di più. Sì, i fondi del PNRR, però i fondi del PNRR non permettono di puntare molto sul sociale, sugli aiuti alla persona, sono più strutturati per fare naturalmente cemento, di fare strutture. Noi invece abbiamo bisogno più aiuti alla persona. Io oggi ho il Banco Solidale aperto, sindaco Cunegato, e so che arriverà al banco, arriveranno famiglie che nonostante 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine mese, la vita è carissima, gli stipendi sono fermi da anni, le pensioni lo stesso. Poi c'è un mondo a parte, il mondo dei ricchi che sguazza nell'oro e purtroppo quello ci sarà sempre, però noi dobbiamo anche combattere, dobbiamo far capire tramite voi, perché vi eleggiamo per quello, anzi se seminate bene venite rieletti non solo 2 ma anche 3 volte, perché siete l'unico punto di riferimento che abbiamo. Prego, sindaco Cunegato. Buongiorno intanto. La domanda così offre vari spunti e varie, diciamo così, opportunità di confronto. Prima di tutto è chiaro, noi come amministratori siamo quelli, giustamente diceva lei, in prima linea, quelli che devono tutti i giorni essere sul pezzo e cercare di risolvere miliardi di problemi. La parte, come diceva lei, sociale, sicuramente è una delle principali.
Perché noi in realtà piccoli, ad esempio come la nostra di Re4 Terme, abbiamo veramente difficoltà su quella che è la spesa corrente, sull'intervenire in un certo modo nell'aiutare, nel collaborare con i cittadini, seppur comunque, ecco, io onestamente mi ritengo soddisfatto in una certa maniera. Quello che noi, ad esempio, come area così di montagna e anche un cul-de-sac della montagna del Veneta, la difficoltà nostra è l'aspetto sanitario. La medicina di gruppo che siamo riusciti un po' a sistemare, d'altronde qui abbiamo il 65% degli abitanti che sono anziani, dunque un abbandono anche della montagna da parte dei giovani, perché non c'è una possibilità di avere una qualità di vita che viene richiesta da loro. Apro un attimo una parentesi, noi ad esempio col PNRR stiamo facendo un intervento molto importante non solo sotto l'aspetto così delle migliorie del compendio termale, di altri interventi così su immobili, ma più che altro sull'aspetto sociale, sul fatto di creare delle opportunità per i giovani, sulle start-up, su quello che potrebbe essere così un'offerta che cerchiamo noi di dare in una certa maniera ai giovani, sia quelli che diciamo vivono a Re4, sia quelli che ci aspettiamo arrivino da fuori. È un tentativo chiaramente, perché e qua così se vogliamo facciamo una parola anche della montagna nostra, la montagna veneta, in particolar modo quest'area qui delle Piccole Dolomiti è molto in sofferenza. Noi abbiamo la concorrenza diciamo dell'industria che è a valle, che porta via i giovani e crea delle difficoltà poi anche nel mantenimento del territorio. Recentemente abbiamo voluto, in particolar modo da noi di Re4 Terme, creato un consorzio boschivo pubblico-privato per cercare di mantenere il territorio in un certo qual modo, creare anche qua delle opportunità di lavoro. Ecco, si sta lavorando un po' a 360 gradi su tutto quanto questo. Chiaro che noi siamo i referenti principali per la cittadinanza. C'è sempre del malcontento, perché purtroppo poi si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, non quello pieno, perché poi diciamo che la vita in montagna ha degli aspetti sì negativi, sotto aspetti così non solo sociali, ma anche magari di opportunità, di divertimento, eccetera, però dall'altra parte è anche una qualità di vita diversa. In particolar modo vedo in questi periodi, quando le temperature sono alte, diciamo che noi qui non abbiamo quella sofferenza che c'è in città. Ci sono degli aspetti che però sono scelte di vita e decisioni che tutti prendono in un modo piuttosto che nell'altro. Certo che un aiuto noi in generale come amministratori da parte o delle considerazioni da parte dello Stato dobbiamo averle. Quello che potrei dire, ripeto, tante cose, certo che oggi fare l'amministratore non è assolutamente facile. Io vengo da un'esperienza personale che non è solo di Re4 ma del paese più vicino, di Valli del Pasubio, dove ho operato per 10 anni e sicuramente questo mi ha giovato molto per riuscire, chiaramente con il gruppo, perché abbiamo un gruppo molto coeso che sta lavorando in maniera eccellente, ad così cercare di far ripartire una realtà come quella di Re4 Terme che era in sofferenza da parecchi anni. E se infatti si chiama Re4 Terme non a caso, però noi sì, quello che abbiamo, il bello del nostro paese, che sono anche le terme, purtroppo a mio avviso, mi scusi Cunegato, non abbiamo saputo valorizzare come avremmo dovuto valorizzarle. Questa è la realtà, è inutile che ci giriamo attorno. Eppure siamo il bel paese, tutti ci invidiano, però non riusciamo a puntare su quello che sono le necessità. Professor Crisanti, lei sta sentendo questo sindaco, ma sindaco, come tutte le mattine sono i sindaci che dicono sempre le stesse cose più o meno. Il problema è servizi alle persone, che vuol dire RSA, non ne abbiamo, pochissime, liste d'attesa incredibili, anche pagando non si riesce a trovare un posto letto o non c'è personale, così su tutti i settori, ma quello che preoccupa è la sanità pubblica. Cosa è successo? Queste liste d'attesa, e dai costo Covid, però si sapeva benissimo l'età delle persone che sarebbero andate in pensione, che sono i medici, sono quelle persone che curavano all'interno degli ospedali, i medici di base, questi studenti che scioperano perché non trovano addirittura le case, gli appartamenti a prezzi buoni, però si va tutto da un'altra parte. La sanità in Veneto funziona, qualcuno dice. La sanità in Veneto ha sempre funzionato. Io mi ricordo, ho un marito
che lavorava all'interno dell'ospedale da tanti anni, perciò so cosa vuol dire, ma funzionavano anche gli ospedali, non solo quelli grandi, anche quelli in periferia, eppure eravamo in tanti. Adesso siamo in meno, abbiamo molto di più, addirittura intelligenza artificiale, abbiamo le file dappertutto. Cosa è successo secondo lei, professor Crisanti, che qualcuno non ci spiega o non ci vuole dire, specialmente sulla sanità privata? Non è vero che è così la sanità privata, si è puntato molto sul pubblico. Lei ci spieghi anche come politico come vede la situazione. Ma guardi, innanzitutto voglio manifestare la mia solidarietà al sindaco di Recoaro Terme, perché sui sindaci grava sempre di più il peso dell'assistenza sociosanitaria, quindi il problema dell'autosufficienza, il problema delle dipendenze e quindi chiaramente che sono poi sottofinanziate, e quindi il problema della salute mentale, quindi sicuramente i sindaci hanno, e poi non ricordiamo che i sindaci sono in ultima istanza i responsabili della salute della comunità, quindi si trovano di fronte ad affrontare delle sfide gigantesche con pochissime risorse. Poi non parliamo di quelle situazioni marginali come quelle di montagna o delle isole che via via si spopolano perché chiaramente non c'è stanno i servizi. Se non c'è stato un ospedale, se non c'è stato un punto nascita, se non c'è stato il medico di medicina generale, è chiaro che queste realtà sono via via destinate a impoverirsi in un circolo vizioso senza fine. Quindi ecco, diciamo, è una sfida importante di questi sindaci a cercare di invertire questo processo, e sicuramente lo Stato deve fare di più e deve farsi carico di questa mutazione sociale che a mio avviso ancora non è stata percepita a livello centrale, a livello politico, cioè non si è ancora posto a livello politico il cambiamento sociale in atto nelle piccole comunità marginali, montane e delle isole, che poi tra altre cose sono circa il 30-40% dell'Italia, che di fatto si stanno impoverendo. Vabbè, questo comunque è un discorso a parte, e quindi dopo aver espresso la mia solidarietà al sindaco di Recoaro per tutte le iniziative che ha messo in atto, faccio due considerazioni sul Servizio Sanitario Nazionale. Guarda, la prima cosa che dobbiamo metterci capire è come si misura un servizio sanitario nazionale, perché sicuramente noi tutti quanti sappiamo come si misura un tavolo: si prende un centimetro, si misura da una parte e dall'altra e dice ecco, questo tavolo misura tot, quindi abbiamo una metrica. Ecco, che metrica usiamo per dire se un servizio sanitario funziona bene o funziona peggio di un altro, o se sta peggiorando rispetto al periodo precedente? Beh, guardi, esistono fondamentalmente due parametri: il primo è l'accessibilità e il secondo è l'equità. Allora, come si misura l'accessibilità? Guardi, l'accessibilità è il tempo che passa dal momento in cui il cittadino sente bisogno di contattare il medico effettivamente quando lo contatta, è il tempo che passa dal momento in cui vede il medico alla diagnosi, è il tempo che passa dalla diagnosi alla terapia, e poi gli effetti della terapia sulla qualità della vita e l'aspettativa di vita. Ecco, se noi vediamo questi indicatori, effettivamente stanno tutti peggiorando, purtroppo compreso il Veneto. E questo poi i cittadini lo percepiscono con le liste d'attesa. Le liste d'attesa altro che non è che una dilatazione del tempo che passa dal momento in cui il cittadino ha bisogno di vedere un medico e quando lo vede, oppure quando dopo che ha visto il medico deve fare la diagnosi, o addirittura dopo la terapia. È chiaro che ci troviamo quindi di fronte a una dilatazione di questi tempi che ha un effetto gigantesco sull'accessibilità, ha un effetto gigantesco sulla qualità di vita del paziente, sull'aspettativa di vita del paziente e sui costi, perché un conto è trattare una persona all'inizio di una patologia, un conto è trattarla quando la patologia ha fatto molti più danni. L'affollamento del pronto soccorso il sabato e la domenica, di nuovo, è l'altra faccia della stessa medaglia, cioè di un problema di accessibilità, perché se i nostri cittadini non trovano una risposta sul territorio, e qui bisognerebbe aprire un capitolo gigantesco sui medici di medicina generale e come lavorano, è chiaro che se non trova una risposta sul territorio va al pronto soccorso. Il fatto che al pronto soccorso il sabato e la domenica ci sia il 70-80% di codici bianchi e verdi che là non dovrebbero essere, di nuovo è un problema di accessibilità.
Per quanto riguarda l'equità, ma guardi, l'equità è facilissima, ce lo dice l'Istat. In Italia l'aspettativa di vita media non è omogenea, le regioni del sud hanno un'aspettativa in media di 3-4 anni inferiore alle regioni del nord, e comunque all'interno delle regioni del nord l'aspettativa di vita media cambia a secondo della fascia di reddito. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro sistema sanitario non è in grado di assicurare cure in modo tempestivo ed equo a tutti i cittadini, e la differenza la fa il reddito. Ecco, io penso che questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Poi le ragioni di questa situazione, guardi, sono molteplici, vanno dalla mancata valorizzazione del personale, dalla inadeguatezza delle risorse, io chiamerei proprio da difetti genetici del sistema amministrativo, dal rapporto pubblico-privato. Guardi, lei ha nominato il rapporto pubblico-privato, guardi, e ritornando al Veneto, il privato in Veneto è passato negli ultimi 14 anni dal 4% al 15%, e in altre regioni in Italia addirittura a livelli molto superiori. Ecco, ma perché il privato sta espandendosi così tanto in Italia? Guardi, fondamentalmente per 3 ragioni. Primo, perché, guardi, lei consideri, in Italia ci sono 40.000 letti privati, di questi 40.000 letti privati solo il 5%, cioè 2.000 letti, sono in ospedali che assicurano il servizio d'urgenza. Che cosa vuol dire? Che solo 2.000 letti sono in ospedali privati, tra altre cose prevalentemente in Lombardia, che hanno pronto soccorso e la rianimazione. Se poi noi ci chiediamo quanti privati hanno la traumatologia, la neurochirurgia, l'emotrasfusionale, la rianimazione neonatale, i reparti di neonatologia, guardi, le assicuro che bastano le dita della mia mano per contarli. Che cosa significa questo? Significa che i privati scaricano sul pubblico tutto il rischio medico, perché chiaramente se non ci fosse il pubblico, non pagasse queste strutture che tra le altre cose sono costosissime, i privati non potrebbero operare. Altro aspetto fondamentale, i privati si scelgono pure gli interventi. L'80% delle protesi è fatto in Italia dai privati, l'85% delle sostituzioni valvolari, la maggior parte degli stent. Tutte attività estremamente remunerative. Si faccia fare un intervento d'appendicite o di ernia da un privato, veda se glielo fanno, e aspetti un attimo. Poi noi per i privati abbiamo anche creato il paradiso imprenditoriale in terra, perché immagino molti dei spettatori che saranno artigiani, industriali, piccoli commercianti, all'inizio del 1° gennaio hanno un problema, cioè come fare lo stesso fatturato dell'anno precedente e possibilmente migliorarlo. Ecco, i privati in sanità questo problema non ce l'hanno, perché le regioni gli riconoscono il fatturato storico ad inizio d'anno, ma si rende conto dei vantaggi che hanno questi privati? Non a caso hanno dei margini di profitto vicini al 15%. Lei consideri che un supermercato ha l'1% e un trafficante di droga ha il 35%. Ecco, insomma, noi abbiamo creato un paradiso per i privati, e quando mi vengono a dire a volte che i privati convenzionati sono pubblico, guardi, la realtà di pubblico, i privati convenzionati hanno solo i soldi dei contribuenti. Ogni 100 euro che lo Stato spende per i privati convenzionati sono 15 euro regalati ai proprietari dei grandi sistemi privati. La realtà è questa. Se lei poi fa il calcolo di quanti privati ci sono, quant'è il peso del privato convenzionato a livello del Servizio Sanitario Nazionale, cioè sui 136 miliardi, sono circa 50 miliardi. Il 15% di 50 miliardi fa 7 miliardi, cioè noi regaliamo all'anno 7 miliardi ai privati che, se spesi nel pubblico, le assicuro farebbero una differenza pazzesca. Ecco, la realtà è questa. Professor Crisanti, lei dice noi, però noi cittadini siamo con le spalle al muro, non riusciamo a difenderci su queste cose. Ho capito, però la mia domanda è questa: ma perché la politica non interviene? Perché la politica non impone delle regole molto severe anche ai medici che lavorano all'interno degli ospedali, o lavori all'interno dell'ospedale o lavori fuori? Una volta era così, io mi ricordo quando... Ma che è tuttora così, non si creda, guardi, che è tuttora così. Adesso, guardi, non demonizziamo l'intramenia. Guardi, l'intramenia è una pratica particolarmente odiosa, perché chiaramente il cittadino, quando va in ospedale, in una struttura pubblica, si sente dire vabbè, il CUP fra 6 mesi, l'intramenia fra 5-10 giorni. Ora ci sono, e questo chiaramente non va bene, tant'è vero che noi abbiamo presentato una legge che prevede che in questi casi la prestazione venga pagata direttamente dall'azienda ospedaliera, perché è una manifestazione di disservizio.
Poi abbiamo anche chiesto che se i tempi di differenza tra CUP e intramenia sono irragionevoli, l'intramenia venga sospesa per verificare le cause di queste distorsioni. Guardi, l'intramenia però vale poco, perché l'intramenia, cioè il privato all'interno delle strutture pubbliche, in Italia vale circa 1 miliardo, che è, se lei ci pensa, che è lo 0,7% di tutta la spesa sanitaria, quindi pochissimo. E non solo, ma il 30-40% dell'intramenia ritorna all'azienda come profitto, quindi di fatto l'intramenia viene anche usata dalle aziende per recuperare risorse, quindi diciamo l'intramenia è un fenomeno marginale che in ogni caso ci sono tutta una serie di leggi, tra cui anche quello presentato da me e dal Partito Democratico, che tentano di regolarlo e fare sì che in caso di distanza di tempi d'attesa tra intramenia e CUP, praticamente l'azienda ospedaliera permette al cittadino senza spese, oltre il ticket, di effettuare il servizio in intramenia. In effetti bisognava anche cercare di capire cosa sta succedendo. Sentiamo anche il sindaco Cunegato come commenta queste parole molto chiare del professor Crisanti, senatore, ecco, che sta anche cercando di far capire che bisogna in qualche modo intervenire, perché così non è possibile, ecco, andare avanti. Prego, sindaco. Beh, io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto appunto il professor Crisanti, chiaramente ha manifestato delle problematiche che stiamo vivendo, anche purtroppo che qui in Veneto ha ormai delle abitudini che non vanno bene assolutamente. Il servizio sanitario che abbiamo noi praticamente con l'ospedale di Valdagno, siamo sempre in lotta noi sindaci per garantire quello che sono i servizi. È una realtà, la nostra, anche fornita di ospedali nuovi a Montecchio, a Sant'Orso, Vicenza, eccetera. Però ecco, si sta vivendo una situazione molto difficile, giustamente anche nell'attesa. Quello che ha detto il professore di tutte queste, come dire, cose che noi sì in parte conosciamo, però quello che ci troviamo delle volte ad affrontare noi è ad esempio la medicina di gruppo, mancano i medici, non si trovano i medici perché non ci sono i medici, e questo è un altro dramma, il fatto di non avere un ricambio generazionale necessario per affrontare cose che si sapevano. Ad esempio, questo che stiamo patendo veramente noi in Veneto è quello del fatto che mancano i medici di base, mancano perché non è stata fatta una programmazione nel tempo, ma poi mi viene da pensare anche che mi permetto di dire una cosa, una volta fare il medico era una missione, oggi fare il medico è un lavoro che ci sta, in mezzo a tutto, cioè in mezzo ai medici c'è di tutto come in ogni altro ambiente lavorativo. Ecco, forse bisognerebbe tornare ad avere un atteggiamento, una visione della vita stessa magari un po' meno così impostata su quel che è il reddito, ma su quella anche poi sugli aspetti umani, o perlomeno quello che ci si aspetta, perché credo che il professore sa meglio di me che quando un paziente va da un medico è chiaro che vuole sentirsi dire, creare quel rapporto di fiducia che è la medicina principale per ritrovare quella possibilità di sentirsi capito, di cercare di trovare delle soluzioni, eccetera. Poi anche lì ci sono dei pazienti ovviamente che hanno atteggiamenti poco corretti. Certo che onestamente capire da dove partire, mi sembra che quello che ha elencato il professore sia comunque un'analisi molto attenta e molto precisa che rappresenta chiaramente la realtà. Deve esserci la volontà, poi entriamo anche nel mondo del debito pubblico italiano, di una serie di altre cose che sicuramente mettono nelle condizioni i governi in generale ad avere delle difficoltà di dare tutto a tutti. Però l'aspetto sanitario è fondamentale ed è quello che viene chiesto in primis da parte anche dei cittadini. Come dicevo un attimo, accennavo prima, l'aspetto sociale. Io ho un'assessore sociale che è bravissima, una signora, un'infermiera che ha una sensibilità particolare, che sta aiutando molto le persone anziane a trovare anche modalità
nuove di collaborazione, di aiuto nelle nostre contrade. Ecco, la parte umana, vorrei dire che anche da noi è sempre molto, molto, ancora oggi dico molto, molto, molto importante. Certo, avere i servizi che siano più vicini, i servizi di riferimento, ad esempio era stata proposta qui da noi di creare uno spazio più ampio come una forma di primo soccorso, qualcosa del genere che aiutava sia per le persone che abitano sia anche per i momenti turistici che ci sono durante l'estate in particolare. C'è un servizio che vada a snellire fondamentalmente il pronto soccorso di Valdagno, che fra l'altro adesso è a domenica alterne su certe cose, che è una cosa che noi come sindaci ne abbiamo discusso più di una volta. Cioè quei servizi che dovrebbero essere utili a salvaguardare fatti, situazioni che accadono specialmente nel weekend, che purtroppo, come diceva appunto il professore, sono il fine settimana non c'è quella disponibilità che sarebbe ed è necessaria. Ha fatto bene a dirlo Sindaco Cunegato, tanto è vero che io punto tante volte in questa trasmissione a dire che i servizi sociali, a mio avviso, non dovrebbero chiudere il venerdì, ma dovrebbero essere 24 ore su 24 a disposizione, specialmente nel fine settimana, perché è là che ce la giochiamo. Cioè io non devo essere fortunata di avere il sindaco Cunegato, il professor Crisanti, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, io devo avere i bisogni che mi aspettano, specialmente se sono diversamente giovane, ma non solo. E invece questo non sta succedendo, perché abbiamo situazioni di serie A e abbiamo situazioni di serie Z. Ecco, i servizi sociali devono funzionare come funzionano i ristoranti, gli alberghi, 24 ore su 24 e non chiudere il venerdì alle 3, ma io sono reperibile, sì ciao, vai in cerca del sindaco, dell'assessore reperibile, se non sei fortunata che abbia l'umanità che ha spiegato il sindaco Cunegato e la sensibilità e la passione di fare quel lavoro. Abbiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo, che deve andare anche in pubblicità. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto il sindaco come questo dei paesetti, i eroi i sindaci di Milano, di Roma, di Venezia, quindi approfittatori, non è un sindaco il Cepaiustro della città là, ma un sindaco così, 1200 donne un giorno da mettere a posto, e che mette il cuore, e che mette la passione, e lo fa veramente perché non ha visibilità, come il sindaco di Venezia, e ha conosciuto mezzo mondo al merito che era il sindaco. Veloce Rinaldo, dai, veloce, non far polemica, vai. Un attimo. E dopo saluto Crisanti e lo ringrazio per quello che ha fatto durante la pandemia, è stato un eroe come tutti i medici che ha operato. E dopo la sanità da cominciare Don Ancaten a fare la sanità, quando chi ha fatto, chi ha voluto apportare tutti gli ospedali per crearli migliori, gli ha fatto un ospedale via questo, via quello, però su uno che c'è tutto. Gli ha fatto un bidone, una truffa, partita sera tutto, dove ti lo trovi? Ma neanche al supermercato non ti lo trovi, ma neanche un medico, un numero dell'otto, se ti sei fortunato, ti occiati. Ti va dal medico, innanzitutto al bene del pomeriggio non vengono i medici, va bene? Ma non ne so neanche per cosa. Una volta un medico, è domenica, è lunedì, mi viene a casa se ti devi in mare. Se un'altra era, capisco, le sue esigenze, e se anche giusto, ma scusa un attimo, lo Stato, se ti sa che ti occorre medici, ti compri cagliole, i doveva sapere che i medici, o male o bene, finiva, o no? Uno che ha un'attività, un industriale, se lavora con l'acciaio, compra acciaio, non alluminio. Grazie Rinaldo, grazie. Vedo che il professor Crisanti è andato a prendersi le cuffiette, che così... No, mi sono andato a prendere il caricatore che mi il caricatore, è andato a prendersi il caricatore. Allora, professor Crisanti, vuole commentare qualcosa? Adesso vediamo che carica, perché è importante quello che ha detto sia il sindaco Cunegato
che anche la telefonata di Rinaldo, ecco, noi abbiamo sentito cosa è successo ieri a Napoli, ecco questa vela con 800 persone all'interno, abbiamo visto in che condizioni siamo in certe situazioni. Vedi Napoli e poi muori, così c'era detto da bella che è. Noi abbiamo visto una Napoli che veramente fa rabbrividire tutte queste famiglie. Ricordate che là si trovano le fragilità, attenzione, è là che si trovano le fragilità che dovrebbero essere attenzionate di più. Ecco, com'è la situazione dal suo punto di vista, professor Crisanti? Guardi, volendo parlare proprio delle vele, cioè quello era un progetto che nelle intenzioni doveva fornire case popolari di qualità e cambiare la vita delle persone. Poi, tra altre cose, date in progettazione a un grandissimo architetto. Dopodiché vengono costruite queste strutture gigantesche, non viene impostata nessun servizio, nel senso ospedali, scuole, attività ricreative, comunicazioni col centro città. È chiaro che queste sono strutture che progressivamente sono state prese in mano dalla malavita e hanno subito un degrado continuo. Ecco, questo è il risultato di quello che succede quando lo Stato viene a mancare. Ecco, io penso il problema delle vele ci deve far riflettere sull'importanza della presenza dello Stato, ma non della presenza dello Stato una volta ogni tanto, ma una presenza continua che si realizza attraverso amministratori responsabili. Questa è la cosa che ci deve far riflettere, perché guardi che quello che è successo alle vele non è un caso, perché se lei lascia un edificio in degrado per anni senza nessuna manutenzione è evidente che queste cose succedono. Poi ci si lamenta, ma le vele sono in mano alla malavita, ma se non ci sta un posto di polizia, se non ci sta se le strutture sociali vengono completamente a mancare. Lei, sindaco, prima parlava di assistenza ai disabili, per non parlare delle problematiche relative alle tossicodipendenze, per non parlare delle problematiche relative alla salute mentale. Guardi, questi abitanti delle vele sono abbandonati a loro stessi, Anzi, sono vittime due volte, vittime dell'abbandono dello Stato e vittime della malavita che gestisce queste strutture. Ecco, questo dobbiamo riflettere. Questi cittadini sono veramente vittime della negligenza politica. Poi Napoli ha anche delle realtà bellissime, per carità, la Campania è una regione meravigliosa e c'ha anche delle situazioni virtuose, però è chiaro che le vele stanno lì a ricordarci di tutte cose che non dovrebbero fare, che non si dovrebbero fare. Abbiamo Maurizio da Conserve, veloce Maurizio, che poi devo andare in pubblicità, prego. Ciao Mirella e buongiorno al dottor Crisanti e al sindaco di Recoaro Terme. Allora, io intervengo su quello che è successo a Napoli. Allora, il discorso è questo. I soldi ci sono perché la regione Campania, se non sbaglio, ha investito qualche mese fa dei soldi per aiutare i Rom, ok? O zingari, come adesso si voglia. Perché allora che sanno del problema che lì le case a breve crolleranno tutte, non investono per evitare questo tipo di tragedie? Perché il signor De Luca, inutile che vada a fare il fenomeno per le televisioni, cioè dovrebbe prendere le cose giuste per farle andare avanti, non per sport. Ecco, allora più attenzione alle cose più importanti che non fa a quelle meno importanti. Buona giornata a tutti, ciao Mirella. Grazie, salutiamo Maurizio da Conserve, poi qualcuno commenterà questa telefonata dei miei ospiti, però adesso devo andare in pubblicità. Partiranno entro l'anno e dovranno realizzarsi entro il 2026 i lavori per la riqualificazione del centro termale e del borgo di Recoaro Terme, grazie a un finanziamento di 20 milioni di euro con i fondi del PNRR. Si entra nel vivo dell'intervento che, oltre al recupero degli edifici storici, permetterà di realizzare un nuovo centro benessere e modernizzare il concetto stesso di termalismo, rendendo Recoaro un luogo da vivere 365 giorni
giorni l'anno. Queste terme, che sono iconiche e storiche nella memoria di molti, dovevano trovare la capacità di ripartire attraverso delle funzioni diverse, che non fossero solo quello dell'idropinica solida, ma di quello che oggi è il moderno termalismo. E quindi qualità architettonica, nuove funzioni, un Recoaro che vive tutto l'anno è l'obiettivo di questi 20 milioni di euro che la Regione ha destinato a Recoaro Terme. Una sfida e un'opportunità, sottolinea il sindaco Cunegato, che lancia un appello rivolto a qualche potenziale mecenate interessato ad investire e contribuire al rilancio. Ci saranno sicuramente più di 120-150 assunzioni in generale, voglio dire, e crediamo nelle start-up, perché dentro il progetto, a parte della ristrutturazione immobiliare, c'è anche la parte proprio fondamentale, che è quella delle opportunità di lavoro nel teatro, nel esempio il caffè nazionale è denominato Art Café, cioè dobbiamo parlare di cultura, perché per noi è importante la cultura, la crescita culturale e forse la cultura come attrazione. Allora, sindaco Cunegato, io sento molti sindaci che hanno usufruito dei fondi del PNRR per asili, per riqualificare anche certe situazioni del loro territorio. Però sento anche molti politici che ce l'hanno con l'Europa. Questa Europa, questa Europa, questa Europa, senza dimenticare che abbiamo anche i nostri parlamentari, anche veneti in Europa, e li abbiamo sempre avuti. Però se non fossero arrivati questi fondi del PNRR, con progetti PNR che poi sono stati anche molte volte approvati, noi non avevamo neppure gli occhi da piangere. Questa è la verità, inutile che ce la giriamo, tanto è vero che è stata fatta una corsa all'ultimo sangue per cercare che arrivino questi fondi. Non le sembra che forse si dovrebbe fare più squadra, come giustamente state facendo voi sindaci, come stanno facendo anche molte realtà, perché veramente ormai il tempo è scaduto, cioè in questo paese bisogna agire, abbiamo una fragilità che è terrificante, ma in tutti i sensi, anche geologica, eppure si va da un'altra parte, si tende sempre ad andare dove c'è un business molto importante. In questo momento il business è cemento, noi vediamo più che servizi alle persone molto cemento, molte costruzioni, ma chi se ne frega della costruzione, che è anche importante se poi all'interno mi mancano gli addetti ai lavori. Ecco, forse dovremmo anche fare più squadre in questo, dialogare di più. Sì, faccio questo, ma se poi non ho le persone da mettere all'interno qualificate, cosa me ne faccio della struttura? Eppure si è puntato a questo. Prego, sindaco. Beh, allora, se caliamo il problema su quel che è Recoaro Terme, diciamo che per noi questa è stata una grande opportunità che spero ci permetta di far ripartire questo territorio per le sue qualità, ma in particolar modo l'aspetto termale, quello che è sempre creato ed è stata l'economia del nostro paese. E come diciamo spesse volte, noi è un treno che è passato, per nostra fortuna, presentando un progetto importante, avendo una stretta collaborazione con la Regione, siamo riusciti ad avere questa priorità. E non nego la grande difficoltà che stiamo avendo, perché entriamo, se permette, entriamo in un tema un po' che stanno vivendo un po' tutti i comuni. Il fatto che noi abbiamo dei finanziamenti molto importanti, chiaramente non solo Recoaro Terme, con delle normative ed una burocrazia che ha delle grossissime difficoltà a entrare nei tempi che in questo caso l'Europa ci chiede. Ecco, qui scopriamo le nostre carenze a livello nazionale, e qui dove si doveva, a mio parere, intervenire sin dall'inizio cercando di sburocratizzare o trovare quelle formule che, se mi è concesso, basterebbe solo copiare da realtà europee che hanno leggi molto più snelle, realtà europee che affrontano le cose in maniera diversa. E qua entriamo veramente, come diceva lei, in quella logica europea, dove dobbiamo mettere insieme modalità, cogliere il bene di tutte quelle le realtà diverse dall'Italia, che alla fine sono riuscite a risolvere tantissimi problemi, collaborando in maniera molto più stretta. E sono d'accordo con lei, l'Europa per noi è fondamentale, ma non è solo per noi, è fondamentale che esista un'Europa che funzioni. Vediamo anche in questo periodo qua, con la guerra eccetera, le difficoltà che abbiamo ad avere un ruolo attivo
e anche di equilibrio a livello mondiale. Qua non voglio aprire questa parentesi perché non è molto così, molto tecnica e politica. Certo che comunque io sono sicuramente d'accordo che l'Europa ha una funzione fondamentale, ci sta aiutando moltissimo e su questo aspetto dobbiamo essere obiettivi. D'altronde l'informazione anche è così discutibile, mi permette, discutibile perché il cittadino deve un attimino magari approfondire attraverso letture, giornali, cioè esiste l'informazione ma devi ricercarla. Se è solo l'informazione passiva è chiaro che uno poi si fa delle idee anche sbagliate. Infatti io chiedo sempre più trasparenza anche da parte di queste persone che noi eleggiamo, perché sindaco, noi non sappiamo mai niente nelle commissioni, cosa viene approvato, cosa non viene approvato, dove spendono i soldi, noi sappiamo sempre l'Europa ha deciso. Sì, ma tu dove sei? Cosa hai fatto? Perché hai firmato? Professor Crisanti, devo correre perché la trasmissione ormai sta svolgendo il termine, mi sono temi molto importanti. La trasparenza nell'informazione non dobbiamo essere noi a cercarla, sono loro che devono darcela, sono loro che dovrebbero aiutare questi sindaci anche a livello europeo a portare avanti progetti. Io ho sentito di sindaci che sono stati bocciati progetti validi per fare gli asili, ma come si fa a bocciare un progetto valido di un asilo? Professor Crisanti, a lei la parola. Ma guardi, innanzitutto lei ha nominato la trasparenza, io penso che la trasparenza è una cosa fondamentale perché è la misura che la politica ha del rispetto dei cittadini, quindi qualsiasi sistema che di fatto sacrifica la trasparenza per me è una cosa sbagliata. Poi ritornando ai problemi del PNRR, io comprendo perfettamente quello che ha detto il sindaco Cunegato. Guardi, la ragione è molto semplice, le procedure di rendicontazione del PNRR sono le stesse da Cipro fino a Dublino. Quello che cambia è che negli altri paesi hanno formato e messo a disposizione delle comunità delle persone che sapevano fare la rendicontazione. Guardi che noi abbiamo dei problemi giganteschi in piccole comuni. Guardi, già i piccoli comuni non hanno gli uffici, hanno smantellato gli uffici tecnici e questo è un problema gigantesco. Pochi comuni hanno le competenze tecniche per gestire problematiche così complesse come quelle generate dal PNRR e io chiaramente capisco perfettamente qual è la problematica del sindaco Cunegato. La realtà è che la rendicontazione dei progetti PNRR è molto complessa. Si sapeva da molto tempo che era una grande sfida, bisognava formare personale e metterla a disposizione sia dei piccoli comuni sia di quelle strutture che avevano dei progetti grandi. E questo, guardi, la sfida vera è questa, non è tanto avere ricevuto i soldi, ma spenderli e poi rendicontarli in modo corretto, perché se non vengono rendicontati in modo corretto poi non vengono rimborsati. Ecco, io penso che questa, e molti comuni si trovano in difficoltà proprio per questo. Ora certo Recoaro è in una situazione diversa perché sono sicuro che ha le competenze e le risorse umane per farlo, ma ci sono comuni molto più piccoli che magari devono gestire 1 milione, anche mezzo milione, e le posso assicurare che hanno dei problemi giganteschi. Professor Crisanti, ma noi dei 40 miliardi che sono arrivati, che dovrebbero arrivare e spendere, ne abbiamo speso solo 9. E entro il 2027 non è che abbiamo tanto tempo, ma cosa faremo allora? Sì, allora io sono dell'idea, professor Crisanti, che le competenze non ci mancano. Guardate, è inutile, noi costruiamo i grattacieli delle opere gigantesche nel mondo, le persone competenti non ci mancano di sicuro, abbiamo una creatività che tutti ci invidiano. Però non riusciamo a sfondare in politica la creatività. C'è qualcosa, come dice lei, io mi collego con l'Africa, con l'Australia, non ho problemi, mi collego un paese vicino qui a noi, non riesco a fare il collegamento Skype. Però questi soloni, anche certi politicanti, non politici, scusi professor Crisanti, vogliono anche insegnare, magari non riescono neppure loro a collegarsi se non hanno una pletora di persone che gli mettono a posto tutto quanto. Questo paese ha bisogno di azione, abbiamo bravissimi giovani, abbiamo veramente delle menti eccelse.
però non riusciamo a capire come mai queste squadre in Europa non arrivano. La Spagna, la Francia ripresentano i progetti, li hanno già fatto, spesi tutti quei soldi, e noi siamo ancora a pensare cosa faremo, come potremmo fare, con una burocrazia che non l'abbiamo messa di sicuro noi, ma che veramente molti burocrati l'hanno pensata veramente bene, sta mettendo dei paletti incredibili. Prego, professore. Ma guardi, senta, io sono vissuto per tantissimi anni in Inghilterra e guardi, è una differenza culturale fondamentale, guardi, che da una parte proprio deriva da un'impostazione giuridica, dall'altro proprio da una questione di mentalità. In Inghilterra è sempre presunta la buona fede, in Italia bisogna sempre dimostrare che non hai fatto una cosa sbagliata. Guardi, mi creda, sembra una differenza piccola, ma poi si traduce sul piano pratico in maniera drammatica, appesantendo tutte quante le procedure. Perché se in Inghilterra, le faccio un esempio, io devo costruire una casa e non è che devo passare una miriade di controlli, devo semplicemente presentare un progetto e dimostrare che questo progetto risponde a tutte quante le regole, però non c'è nessuno che me lo controlla e me lo approva strada facendo. Dopodiché, se ho sbagliato, si evidenzia chiaramente chi è responsabile. Il problema è che in Italia ci sono 1000 controlli e nessun responsabile. Mi creda, questo è il vero problema in Italia. L'ho capito io, però la politica deve anche... Questo paese ha bisogno di azioni, ha bisogno di gente valida, di competenze. Io lo dico quasi tutte le volte, professor Crisanti, ho avuto un professore di diritto internazionale, il quale chiaramente ha detto, lo dico perché chissà che qualcuno ascolti, mi scusi Mirella, ma io non posso dialogare con Iva Zanicchi sul diritto internazionale in Europa, con tutto il rispetto che ho per Iva Zanicchi, per carità, ma capisce a che livelli siamo. Ecco, io spero che adesso, visto che ci sono queste nomine, ecco, questa gente votata, si riescono a fare delle squadre competenti, delle squadre che prendono a cuore anche i problemi dei sindaci, dove presentano questi progetti, se sono validi, sono loro che devono portarli avanti. Ma cosa li paghiamo gli europarlamentari? Per guardare cosa? Il cetriolo se è più lungo o più corto o altre cose, stupidaggini. Cioè noi dobbiamo aiutare le persone che presentano progetti validi, portarli. Lei sorride, professor Crisanti, a me viene da piangere perché... No, sa perché mi viene a sorridere? Perché pensavo a quello che si dice in generale, cioè che gli americani innovano, i cinesi copiano e l'Europa regola. Ecco, ha capito perché. Adesso ho capito. La ringrazio. Sentiamo come commenta il sindaco Armando Cunegato. Ecco, mi scusi sindaco, primo mandato civica, ma più destra o sinistra? Perché con ste civiche voglio anche capirci bene cosa sono ste civiche, che poi magari ci sono anche i partiti all'interno. Sindaco, dai, cos'è sta civica di Cunegato? E come commenta quello che abbiamo detto? Prego Cunegato. Diciamo che noi siamo dei progressisti, ecco, la mettiamo così. Ecco, poi fra l'altro io onestamente a suo tempo nella ricerca dei collaboratori, assessori, consiglieri, ho cercato di guardare la competenza e non l'appartenenza. Questa è lo dico spesse volte perché se si facesse così, probabilmente tornando alla questione nazionale, avremmo sicuramente non dei politicanti come dice lei, ma delle persone, degli statisti, delle persone che sanno dare, come dire, un indirizzo al futuro del paese, e credo sia questo dove dobbiamo comunque cercare di lavorare, perché è necessario. E poi fare un accenno riguardo al discorso di politiche sociali e di politiche, diciamo, come dire, che guardano al futuro anche sull'integrazione delle persone all'interno dei nostri paesi. Il fatto che si concentrino enormi quantità di persone sulle città e si abbandoni la periferia credo sia un aspetto molto negativo, e qua bisogna fare, ripeto, delle politiche diverse. Però per fare queste politiche ci vuole chi ha la competenza al riguardo, chi sa anche confrontarsi e magari sentire la base spesso, per quello che secondo me è molto importante che deve fare il politico, è anche di confrontarsi con la base e ascoltare la base, non
e mi sembra che il dottor Crisanti si sia espresso in vari momenti e proprio ho avuto la sensazione che è, come dire, a conoscenza di tutto quello che sta accadendo anche nelle nostre piccole realtà, e mi auguro che il suo lavoro come senatore sia di aiuto veramente alle nostre comunità, a noi sindaci e non solo, chiaramente. Questa è un po' la conclusione, e lo ringrazio molto della sua disponibilità e della sua professionalità, che ha dimostrato, come diceva l'ascoltatore prima, in momenti molto difficili abbiamo vissuto noi tutti. Questi sono i nostri sindaci, avete capito perché li invito? Questi sono i nostri sindaci. Abbiamo Luciano da Brescia, andiamo a Desenzano adesso. Veloce Luciano, ciao. Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Un minuto. Non sono un economista, ma da quello che sentiamo dagli economisti, noi Italia in 20-22 anni abbiamo mandato in Europa circa 200 miliardi di lire. Tutti gli stati mandano i soldi e ne sono tornati circa una ottantina, 100. L'Italia, i 70-75 che ci regalano, sono soldi nostri che dovevamo usare, invece specialmente in certe regioni che non dico dove, non sono capaci neanche di usare questi soldi a gratis, no? 2, lo Stato italiano, sono debiti questi, gli altri 135 sono debiti, poteva lo Stato fare come fa di solito il BTP, il CCT, quelle cose lì, che anch'io ce le ho per fortuna, senza andare in Europa a prenderseli. L'ultima cosa, Mirella, mi dispiace, è questa contro di te, ma è già la seconda o la terza volta che parli di Iva Zanicchi, ma anche Gino Paoli è stato deputato del PC. Non ho capito, ripeti perché non ho capito, Luciano. Ho detto che già 2 o 3 volte che parli male della Iva Zanicchi. No, io non cambiare le parole che ho detto. Ho detto che il professore di diritto internazionale ha detto, con tutto il rispetto che ho di Iva Zanicchi come cantante, come conduttrice, però di diritto internazionale non riesco a parlare. Questo ho detto, non ho parlato male. Attenzione quando parlate, perché dovete anche ascoltare prima di parlare. Non ho parlato male di Iva Zanicchi, ha detto che di diritto internazionale non riusciva, non poteva confrontarsi. È stato deputato anche Gino Paoli, è stato deputato a Roma. Ma non c'entra niente questa cosa qua, stavamo parlando di competenza delle materie che si prendono, questa è la verità, la competenza delle materie. Luciano, se no continuiamo a parlarci addosso e non riusciamo a capirci. Andiamo dal professor Crisanti perché andavo in pubblicità, cioè dobbiamo parlare di competenze, non che se uno è simpatico o meno simpatico, la competenza del ruolo che hanno questi europarlamentari quando arrivano in Europa. Professor Crisanti. Ma guardi, ma io non io penso che la competenza è una cosa importante, ma la cosa più importante è l'impegno e la trasparenza nell'azione politica, perché poi determinate cose alla fine, se uno mette insieme queste cose, si imparano, mi creda. Io però vorrei fare una riflessione su quello che ha detto l'ascoltatore a proposito di contributo che l'Italia dà alla comunità europea e quanto riceve. Guardi, l'Italia ogni anno dà circa 15 miliardi alla comunità europea e ne riceve in cambio circa 10.000. Ora, questa sembra come se l'Italia ci perdesse qualche cosa, ma guardi, lei deve pensare che poi questi 5 miliardi che vanno nel bilancio della comunità europea vanno a far funzionare tutte le strutture della comunità europea, vanno ad aiutare altri paesi della comunità europea. Non dimentichiamoci che l'Italia è stata aiutata in diverse occasioni dalla comunità europea. Non scordiamoci che ci sono centinaia di miliardi di debito italiano nella Banca Centrale Europea, che se la Banca Centrale Europea non avesse acquistati noi saremmo in una situazione di totale bancarotta. Cioè, il meccanismo...
Ma per questo, professor Crisanti, io sto parlando di trasparenza, perché poi quando arrivano le telefonate capite che non si possono dare certi numeri se non si conoscono bene i numeri e com'è la situazione. La comunicazione anche tra politica e cittadino dovrebbe essere a 360 gradi. Il cittadino deve essere informato su quello che succede. Certo, perché chiaramente il commento del telespettatore è giustificato e tuttavia non tiene conto di questi aspetti qui. Allora, io vorrei dire, caro cittadino, se la Comunità Europea non avesse comprato 400 miliardi di debito pubblico, le posso assicurare che oggi noi saremmo in una situazione drammatica, cioè saremmo in bancarotta. Ecco, quindi la Comunità Europea funziona in termini di solidarietà a vari livelli che si intersecano, non si può guardare solo una parte. No, ma è importante, infatti io cerco di dire sempre che non devono solo a casa sentire, ma devono ascoltare bene quello che dicono le persone competenti, perché io cerco di invitare veramente delle eccellenze e che spiegano anche molto bene in trasparenza, ma delle volte devo intervenire perché non si possono dare davanti alle telecamere numeri a caso per sentite dire. I numeri bisogna anche saperli leggere, bisogna saperli decifrare, capire, non è così semplice quando qualcuno, io ascolto tutte, ma è importante anche quando si parla di dire delle cose anche esatte, specialmente quando dai certi numeri, come ha spiegato il professor Crisanti. Ecco, dove saremmo se non fosse intervenuta l'Europa a prendere questo debito pubblico. Allora sentiamo come ci saluta e ringraziamo sempre Armando Cunegato e auguriamo anche un buon lavoro. Ecco, la gente deve sapere, i numeri sono importanti, Sindaco Cunegato, sono determinanti, conoscere bene i numeri veri, non quelli immaginario, perché ognuno dà i propri numeri, dopo noi a casa diamo i numeri perché funziona così. Prego. Sì, io stringo il campo all'interno appunto della mia comunità, dove alla fine anche qua l'informazione è importantissima, perché il cittadino poi, come sempre, è più facile di io parlare male che parlare bene, perché insomma, è più semplice. Ecco, l'informazione è fondamentale, la corretta informazione, perché aiuta noi amministratori o politici a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi e far capire al cittadino qual è il reale impegno, che non è così banale, che non è così superficiale, però dall'altra parte informazioni corrette sono importantissime. Questo credo che sia, ripeto, l'ho chiusa all'interno della mia realtà ed è così ovunque e comunque. Poi passiamo a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dove lei capisce che tipo di necessità c'è. E poi però io anche dall'altra parte dico che il cittadino deve anche comunque informarsi, non è la chiacchiera da bar che fa testo l'informarsi, approfondire, e abbiamo 1000 possibilità in questo senso. Io credo che sia... Grazie Armando Cunegato, sindaco di Recoaro Terme, primo mandato civica progressista, aggiungo allora sindaco, così abbiamo risolto il problema. Grazie, è stato con noi, veramente un in bocca al lupo per quello che sta cercando di seminare per in futuro raccogliere veramente qualcosa di buono. Sentiamo come ci saluta il professor Andrea Crisanti, medico e senatore del Partito Democratico. Prego. Ma Mirella, io intanto la ringrazio e faccio i complimenti per questa bella trasmissione, molto articolata, vivace, mi fa sempre piacere essere invitato. Sì, chiaramente, guardi, io penso che oggi noi siamo bombardati da tantissime sollecitazioni di informazione e purtroppo molte persone a volte non hanno la competenza, a volte non hanno il tempo o non vogliono metterci il tempo per verificare la veridicità di quello che leggono e allo stesso tempo contestualizzarlo, ecco, cioè metterlo in relazione ad altri fattori. Ecco, io penso che questo è un problema che ci investirà sempre di più anche le future generazioni. Noi oggi siamo bombardati da una miriade di informazioni e molto spesso facciamo fatica a operare quel filtro per poi farci un giudizio e non scimmiottare paro paro quello che leggiamo. Ecco, questa è la vera sfida. Purtroppo richiede tempo e molto spesso tante persone non lo fanno. Grazie, veramente grazie professor Andrea Crisanti, è stato con noi anche per le parole che ha detto. Noi ce la mettiamo tutta per cercare di fare questo, ecco, di essere corretti nell'informazione e trasparenti. Grazie veramente, grazie e andiamo in pubblicità.
altri due graditissimi ospiti. Allora abbiamo collegato, adesso vi porto, io ho parlato dell'Europa, vi porto a Bruxelles. Vediamo se è collegato, eccolo qua, l'onorevole Herbert Dorfmann, parlamentare europeo, Partito Popolare Europeo, Democratici Cristiani. Veramente grazie onorevole Dorfmann per aver accettato l'invito, che è un onore avere ospite a Bruxelles. No, veramente, perché erano mosche rare una volta, invece adesso avete visto che iniziano a confrontarsi, a far capire anche l'importanza di farsi conoscere, di capire anche la situazione che stiamo vivendo in Europa. Visto che l'Europa ha mandato anche tanti soldi all'Italia, in parte dobbiamo restituirli, in parte non dobbiamo restituirli per progetti molto importanti. Saluto anche Franco Conte, presidente Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, non a caso qui con l'onorevole Herbert Dorfmann. Allora io partirei proprio dall'onorevole Dorfmann. Cosa sta succedendo a Bruxelles? Partirà una nuova Europa? Cosa ci aspettiamo? Io quello che chiedo, onorevole, è molta trasparenza su quello che viene deciso. Noi non sappiamo mai niente. È facile dire andate a informarvi, andate a vedere, ma io penso che qualche volta sia importante anche vedervi e sentirvi su quello che avete deciso e che verrà fatto. Prego, onorevole Dorfmann. Buongiorno, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questo invito, mi fa veramente piacere. Sì, no, il Parlamento dopo le elezioni di giugno, il Parlamento adesso si è costituito, proprio settimana scorsa avevamo la prima riunione del Parlamento, il voto sulla Presidente del Parlamento, tutta la Presidenza del Parlamento, abbiamo istituito tutte le commissioni parlamentari e abbiamo, e questo penso abbia fatto anche notizia, eletto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che adesso dovrà formare, se vogliamo dire così, il suo governo, quindi la Commissione Europea, che poi è l'ultimo passaggio per diciamo far funzionare al 100% questa nuova legislatura, l'Europa di questa nuova legislatura. Ma le sfide sono tante e la Presidente della Commissione le ha un po' elencate tutte nella sua dichiarazione diciamo nel suo discorso la settimana scorsa. C'è la competitività, sicuramente noi dobbiamo in Europa, siamo tuttora abbiamo un'importanza economica notevole a livello mondiale, dobbiamo stare attenti a mantenere questa posizione anche davanti a, per esempio, la Cina molto aggressiva. Poi va avanti l'impegno per il clima, perché a volte anche in Italia se parla male di tutte queste misure green, anch'io sono contrario se questa politica diventa una politica ideologica, però che c'è il cambiamento climatico, che il cambiamento climatico è un problema grave, soprattutto anche in Italia, purtroppo l'abbiamo visto anche in Veneto solo alcune settimane fa, e che bisogna fare di tutto affinché riusciamo almeno a frenare questo fenomeno. Io ne sono convinto e quindi non metterei in dubbio gli impegni per la riduzione delle emissioni di CO2. Poi c'è la situazione internazionale, geopolitica, non dobbiamo dimenticare che abbiamo davanti alle nostre porte 2 guerre, un clima geopolitico molto teso, difficile, una situazione complicata negli Stati Uniti d'America, dove tutto in cambiamento, direi, soprattutto negli ultimi giorni. Io personalmente lavoro molto in agricoltura e vedo un ritorno sulla scena politica dell'agricoltura. Mai come in questa, io ormai sono in Parlamento Europeo dal 2009, mai come in questa legislatura c'è stato un impegno di tantissimi per entrare in Commissione Agricoltura, avevamo un overbooking, se vogliamo dire così, pesantissimo, quindi anche soprattutto dall'Italia, abbiamo tanti colleghi italiani in Commissione Agricoltura, si vede che si è capito l'importanza dell'agricoltura, perché la nutrizione della popolazione, la sicurezza alimentare rimane tuttora un elemento molto importante.
Molto chiaro e la ringrazio, onorevole Dorfmann, di aver spiegato l'importanza anche di un tema che forse si comincia a capire l'importanza dell'agricoltura. Sentiamo anche Presidente Franco Conte cosa ne pensa di quello che ha detto molto chiaramente, tante battaglie per vincere una guerra che non si sa quando finirà, perché veramente i problemi sono veramente a 360 gradi e sono problemi che anche l'Europa cercherà in qualche modo, con queste persone, con queste squadre, si spera competenti, come ho detto prima, onorevole Dorfmann, perché noi abbiamo bisogno di competenza, perché poi dobbiamo agire e agire nella maniera corretta. Prego, Presidente Conte. Il tema dell'agricoltura che è stato sollevato credo sia di interesse comune, soprattutto per un paese come l'Italia che basa la sua economia non solo sull'industria, perché indubbiamente noi siamo conosciuti, l'Italia è un paese fortemente industrializzato, ma che ha delle risorse nel campo dell'agricoltura che sono veramente eccezionali. Noi viviamo in una provincia, quella di Treviso, che basa una fetta importante della sua economia su un prodotto dell'agricoltura, il nostro famoso prosecco. Molta della nostra economia, ma pensiamo al di là del prosecco, l'orticoltura, la floricoltura, cioè quelle forme di economia specializzate che danno la possibilità anche ai giovani di impegnarsi. E mi conforta il fatto che ci siano dei giovani che si stanno inserendo nel mondo dell'agricoltura, perché hanno capito che là ci possono essere due possibilità. Uno, di fare un'attività che è redditizia, perché indubbiamente ci sono in agricoltura anche queste opportunità, soprattutto nell'agricoltura specializzata. Ma tocco un altro tema che è stato sollevato dall'onorevole: l'economia credo che sia la sentinella, l'agricoltura è la sentinella principale per quanto riguarda l'ambiente, perché in un ambiente non sano non si producono prodotti sani, e se non è sana la produzione agricola compromettiamo la salute dell'uomo. Quindi c'è un concatenarsi di situazioni che sono veramente importanti, insomma. Quindi so che l'Europa su questo, per quanto riguarda gli indirizzi, ha un ruolo importante, e quindi auspico che questa legislatura che si sta aprendo riesca a fare quello che è stato fatto anche in passato, dare dei messaggi forti, con l'auspicio che tutti i paesi, anche l'Italia, riescano dopo a callarli nel proprio territorio e a metterli in pratica. Anche perché giustamente noi abbiamo sentito anche, e glielo dico onorevole Dorfmann, diversi sindaci che hanno questi tempi di presentare questi progetti in termini molto ristretti, non ce la fanno, forse non siamo proprio tecnicamente, come diceva il professor Crisanti prima, preparati in questo, però in qualche maniera dobbiamo uscirne. Ecco, questi tempi ristretti non permettono di presentare anche progetti validi o essere veramente in linea coi tempi. Cosa si può fare? Anche voi potete aiutare queste realtà che sono realtà valide del territorio? Prego, onorevole Dorfmann. Beh, certamente il PNRR ha una tempistica molto ristretta, perché era un fondo ed è un fondo che è stato disegnato per ripristinare l'economia dopo il periodo difficile del Covid, e quindi ha un obiettivo molto specifico legato al disastro della pandemia. Il problema non è un problema, anche un bene. L'Italia, rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, ha preso una fetta molto molto importante del fondo, che qui a Bruxelles si chiama Next Generation EU, ha preso più o meno quasi un terzo dell'intero fondo, molto di più degli altri, quindi è una cosa differente chiaramente investire o cercare di trovare un'allocazione diciamo anche che fa senso per 200 miliardi piuttosto che per alcuni miliardi come lo hanno gli altri stati. E questo è un po' la questione italiana. Io però vedo il governo italiano molto impegnato per diciamo impegnare questi fondi in maniera intelligente e per dare veramente diciamo una spinta al paese, e quello è l'obiettivo
l'obiettivo del fondo, però chiaramente su questo mi rendo conto, la tempistica è stretta perché progetti hanno bisogno di progettazione, hanno bisogno di tempi, di preparazione, e quindi investire 200 miliardi in sostanzialmente 3-4 anni non è facile. Onorevole Dorfmann, come avete letto voi del PPE questo no della Premier Meloni a von der Leyen? È una decisione dei colleghi che hanno votato, non hanno votato la Presidente, non spetta a me giudicarlo. Mi è dispiaciuto, per essere sincero, perché io speravo che con un voto favorevole dell'ICR, cioè dei conservatori, ai quali partecipano, nel quale gruppo siedono i colleghi di Fratelli d'Italia, che possa votare a favore della Presidente per fare anche parte della maggioranza. Con questo voto contrario chiaramente il gruppo politico del CR sia un po' automesso, se vogliamo dire così, in opposizione. Io spero che si possa rimediare questa situazione. Io penso che ci sia bisogno anche del contributo dei conservatori nella costruzione dell'Europa. Io avrei preferito se avessero votato a favore. Noi del PPE che abbiamo votato a favore, i gruppi, cioè i partiti politici, io della struttura Volkspartei, i colleghi di Forza Italia hanno votato a favore. Cosa vuol dire per l'Italia? Perché noi dobbiamo anche capire, onorevole Dorfmann, l'ho invitata anche per questo, l'importanza di essere nella maggioranza e non nell'opposizione, perché verranno trattati temi importanti, temi che riguarderanno anche il nostro Paese. Prego. Beh, innanzitutto bisogna sapere che qui in Parlamento europeo non è che c'è una maggioranza netta, un'opposizione netta come lo è per esempio nel Parlamento italiano, in gran parte dei parlamenti nazionali. Noi abbiamo una situazione leggermente differente perché chiaramente noi siamo un insieme di 27 Stati, in questi 27 Stati ci sono governi molto differenti, a partire da governi di centro-sinistra, di centro, come Italia di centrodestra, e quindi l'Unione Europea deve essere un'unione di tutti e quindi non può mettere un paese in opposizione. Sicuramente l'Italia non sarà messa in opposizione. Io sono convinto che per quanto riguarda la formazione della Commissione, che è il prossimo, come ho detto prima, il prossimo passaggio importante, ci sarà un dibattito positivo tra la Presidente nominata Ursula von der Leyen e il Primo Ministro Meloni italiano, perché per trovare un'allocazione, una posizione importante per l'Italia in Commissione, che chiaramente spetta all'Italia, perché l'Italia è un paese grande dell'Unione Europea, è la seconda economia manifatturiera dell'Unione Europea e quindi sicuramente avrà un ruolo importante in Commissione, come sempre lo ha avuto negli ultimi anni, nelle ultime legislature. Quindi io su questo non mi preoccuperei, non è che l'Italia è stata messa in opposizione, anche perché, come ho detto prima, un partito dei tre partiti di governo ha votato a favore della Presidente della Commissione, due hanno votato contro. Molto chiaro, onorevole Dorfmann, la ringrazio perché vede, a casa dove devono capire, non tutti sono addetti ai lavori, non tutti riescono a capire, ecco, questi giochi di potere, ecco, e queste importanti poi affermazioni che ha fatto l'onorevole Dorfmann. Allora, prima di sentire il Presidente Conte che rappresenta i trevisani nel mondo, perciò qua parleremo a 360 gradi anche di trevisani nel mondo, di questo lavoro anche dell'agricoltura che è molto importante. Abbiamo Giusy in linea, prego Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo chiedere all'onorevole, chi decide nel tener fermo i nostri terreni qui in Italia con il grano che arriva dal Canada e dall'Australia, che viene trattato col glifosato erbicida, visto che da quelle parti il freddo arriva prima, facendolo maturare prima.
Noi non siamo d'accordo con l'Europa, ha capito, onorevoli, in questa maniera qua, perché ne abbiamo terreni qui in Italia. Dall'Alto Italia fino al sud siamo pieni di terreni, non dovremmo aver bisogno di nessuno, onorevole. Ma perché dobbiamo accogliere questo grano, questo glifosato su? Questo voglio chiedere. Abbiamo i terreni, ci arrangiamo, onorevole, ci arrangiamo qui in Italia, perché fanno tutte queste cose che ci fanno solo male al nostro corpo, e guardiamo tanto qua, guardiamo tanto là, però non fate niente in Europa, insomma, per lasciarci in pace, che ci arrangiamo noi in Italia, senza tanti veleni. La ringrazio, onorevole. Prego, onorevole Dorfman. Ma è chiaro che quando c'è il mercato internazionale deve esserci quello che noi diciamo qui a Bruxelles: il mercato non deve essere solo libero ma anche fair, cioè anche equo, e quindi le regole di produzione devono essere almeno simili. Però bisogna anche dire, chiaramente sarebbe troppo bello non importare niente ed esportare tutto. Noi dobbiamo deciderci: o abbiamo mercati chiusi o abbiamo mercati aperti. Noi in agricoltura importiamo prodotti nell'Unione Europea per più o meno 120 miliardi all'anno e esportiamo per 180, quindi esportiamo molto di più di quanto importiamo. E se penso proprio alla vostra zona, al Presidente Conte lo ha detto prima, un prodotto come il Prosecco, 800 milioni di bottiglie di Prosecco, senza un mercato internazionale, chi li beve? Gli italiani, 800 milioni? No, ha bisogno del mercato internazionale, come tanti altri prodotti che abbiamo in Italia. È proprio l'Italia, per l'eccellenza dei prodotti che abbiamo, penso ai formaggi, penso ai prosciutti, ha bisogno e approfitta di questo mercato internazionale. Io in chiunque parte del mondo vado, vedo il cibo italiano, i prodotti alimentari italiani dappertutto, quindi dobbiamo anche stare un po' attenti a non a screditare il mercato internazionale, perché proprio noi ne abbiamo anche bisogno. Se l'agricoltura nostra non avesse il mercato internazionale, proprio anche l'agricoltura veneta avrebbe un problema serio. In effetti ha ragione, onorevole, basta pensare a queste guerre che ci sono sia in Ucraina che in Russia, ma anche queste guerre a macchia di leopardo, quanto importanti sono invece per questi capitani di industria, per queste persone che veramente sentono questa necessità, che vuol dire la parola pace soprattutto. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il Presidente Conte. Abbiamo dato dei numeri: questo Prosecco nel mondo, non solo il Brasile nel mondo, ma il Prosecco nel mondo. Sì, indubbiamente è un prodotto di fondamentale importanza per la nostra provincia. Giustamente è stato detto prima che 800 milioni di bottiglie di produzione per l'Italia sono troppe. 800 milioni, Dobbiamo avere un mercato internazionale, e il mercato internazionale per la verità ha sfondato e sta sfondando in maniera molto importante, anche grazie qua difendo un po' la rappresentanza appunto dei trevigiani nel mondo, anche grazie a quello che hanno portato i trevigiani in giro per il mondo, perché sono i primi ambasciatori dei nostri prodotti. Un altro prodotto caratteristico trevigiano è il radicchio. Il radicchio si coltiva anche in Canada, nonostante non ci sia un clima altrettanto favorevole di quello dell'Italia, ed è il radicchio trevigiano, il radicchio di Castelfranco, cioè i prodotti che i nostri emigranti hanno conosciuto nel loro paese e che hanno portato nei loro nuovi paesi di adozione. Quindi sono i primi messaggeri della italianità e anche delle nostre produzioni, i primi ambasciatori, diciamo così, dei nostri prodotti specializzati, e fanno economia. Loro sono orgogliosi, fra l'altro, di continuare a coltivare non solo per il consumo personale, perché ci sono anche imprenditori veri e propri con grandissime aziende in Canada, in Australia, con grandissime aziende nel settore dell'agricoltura che hanno continuato a fare il lavoro che facevano quando sono partite dalla loro terra. Molto chiaro. Allora andiamo a vedere anche questo servizio Trevisani nel mondo in Brasile, poi lo commentiamo.
Noi siamo qua perché il Comune di Valdobbiadene ha in animo di sottoscrivere alcuni patti di amicizia con città con cui è accomunata Valdobbiadene per la produzione del vino. Cultura e coltura al di là e al di qua dell'oceano è una missione davvero speciale, quella di Comune di Valdobbiadene e Associazione Trevisani nel mondo. In questi giorni di Pasqua, in Rio Grande do Sul, la regione più veneta del Brasile, come raccontano i tanti leoni di San Marco, di cui è disseminato il territorio, obiettivo rinsaldare i rapporti anche in chiave economica. Ci sono molti aspetti che ci legano, certamente l'enogastronomia, ma anche la crescita ricettiva turistica, il legame forte che vogliamo avere con le scuole. A Valdobbiadene abbiamo un'importante scuola di ristorazione, la DF, ma anche le scuole superiori con il liceo linguistico, istituto tecnico turistico, quindi opportunità per far crescere i nostri giovani. 11 le sezioni di Trevisani nel mondo, nella regione brasiliana, un numero che racconta un legame profondissimo, ancora vivo nei ricordi di intere famiglie che hanno mantenuto il dialetto dell'Ottocento. Le persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, ecco, tutti ci dicevano: i miei erano originari di Ciccione di Valmarino, di Miane. Abbiamo incontrato anche un vescovo qua, originario appunto di Miane, di Morgano. Ecco, la presenza di Treviso in questa zona è veramente forte. La conoscenza e la fiducia deve essere alla base di qualsiasi rapporto di conoscenza e crescita comune. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino in linea, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ricordo che siamo 60 milioni di persone in 330.000 chilometri quadrati. Se abbiamo una densità di popolazione di 196 persone per chilometro quadrato, quando la media europea è di 115 persone per chilometro quadrato. Io penso che investire nell'agricoltura bisogna pensare un po' di più, perché abbiamo bisogno, per riuscire a dare lavoro a tutti, di industrie e produzioni dove si fa lavorare tanta gente, o ci troveremo in difficoltà veramente. Abbiamo una popolazione, ripeto, siamo una densità di popolazione di 196 persone per chilometro quadrato, quando la media europea è di 115. Penso che bisogna pensare a queste cose per il futuro, non si può mica guardare all'anno prossimo solo, ci vogliono industrie, ci vogliono produzioni per far lavorare la gente, o ci troviamo una disperazione e diventiamo peggio dei paesi dell'America Latina. Buona giornata signori. Grazie anche a Claudio da Marano Vicentino. Sentiamo come commenta l'onorevole Dorfmann, anche in un problema molto grave. Noi in Italia abbiamo un problema di natalità, abbiamo bisogno di forza lavoro, ma però abbiamo anche una burocrazia che impedisce molto. C'è il problema dell'immigrazione. Come sarà la nuova Europa proprio in fatto di immigrazione? Cosa si auspica, onorevole Dorfmann? Per rispondere all'ascoltatore, è chiaro che l'Italia non è più un paese agricolo, l'Italia è la seconda potenza manifatturiera dell'Unione Europea e chiaramente l'Italia ha un'industria, un artigianato, un turismo molto importante, e se andiamo a vedere sul prodotto interno lordo l'importanza dell'agricoltura non è molto alta, però l'agricoltura è importantissima per mantenere il territorio ed è importantissima per nutrire la popolazione. Io penso che fino a prova contraria noi tutti abbiamo bisogno da mangiare tutti i giorni e vogliamo mangiare roba sana, prodotti sani, e vogliamo mangiare anche prodotti che derivano dalle nostre zone, quindi come abbiamo detto prima. E quindi io non direi facciamo una cosa e non facciamo l'altra, facciamo solo industria, no, bisogna avere un'economia dove c'è anche l'agricoltura, e soprattutto l'agricoltura ha anche bisogno di persone giovani. L'agricoltura italiana ormai è un comparto
invecchiato, ha bisogno di giovani. Per attirare giovani dobbiamo garantire che l'agricoltura sia anche attrattiva dal punto di vista economico, che quindi questi giovani possono anche guadagnare soldi facendo l'agricoltore. E su questo servono anche le nostre politiche agricole. Poi sulla migrazione abbiamo appena, ancora nella legislatura adesso passata, però a fine dell'ultima legislatura, varato il patto migratorio, tutta una serie di regole che dovrebbero aiutare a gestire questo fenomeno della migrazione, che secondo me deve essere gestito a livello europeo. Se abbiamo un mercato unico in Europa, se abbiamo la libera circolazione delle persone in Europa, anche l'ingresso di persone in Europa deve essere gestito a livello europeo, anche la tutela, comunque il controllo dei nostri confini esterni. Sentiamo il Presidente Conte come legge queste parole, ecco, questa speranza che le cose veramente cambino, devono cambiare, stanno cercando di mettere delle regole nuove per agevolare anche queste persone che arrivano, ma soprattutto anche il rispetto del lavoro che fai, va pagato nella maniera giusta e nel modo giusto, prego. Prima di tutto mi confortano le parole che ho appena sentito dall'onorevole Dorfman, perché vanno nella direzione che tutti noi italiani auspichiamo, cioè quelli che ci siano delle regole, soprattutto in alcuni settori, che vengono applicate in maniera uniforme a livello europeo. Perché altrimenti succede quello che è stato accennato prima, cioè noi importiamo dei prodotti dell'agricoltura che sono stati trattati con prodotti che in Italia non si possono utilizzare. Ecco, questa non è uniformità a livello europeo, quindi bisogna fissare delle regole che vengono applicate da tutti i paesi. Purtroppo un limite dell'Europa sta proprio nel fatto che, al di là delle direttive che vengono date, dopo ogni paese viene messo nelle condizioni di poterle applicare quando vuole e come vuole, con troppa flessibilità. Quindi ci devono essere delle regole più ferree e più rigide. L'Europa deve fare dei passi avanti rispetto ai tempi in cui è stata concepita, è stata fondata. Sono passati oltre 70 anni. In 70 anni è cambiata radicalmente l'economia dei vari paesi che fanno parte dell'Europa, e quindi devono cambiare anche le modalità con cui l'Europa interviene nei confronti di questi paesi, avere maggiore capacità decisoria e pretendere che le regole che vengono fissate vengano applicate in maniera uniforme dai vari paesi. Per quanto riguarda le nostre attività, ecco, sì, ho sentito prima il commento che diceva dobbiamo creare posti di lavoro. Io ricordo anche, osservo un altro fatto. Noi nel nostro territorio trevigiano e veneto ci imbattiamo tutti i giorni in cartelli al di fuori di attività commerciali, artigianali, industriali, con una parola sola: cercasi. Quindi vuol dire che noi abbiamo carenza di manodopera, magari a volte anche di manodopera non specializzata, e siamo nella necessità di dover ricorrere, le nostre aziende lo sono, di dover ricorrere a manodopera che viene da altri paesi, e dopo ci lamentiamo che l'Italia viene invasa. Ecco, noi abbiamo delle attività che i nostri giovani non fanno più. Provate a cercare un artigiano, un elettricista, un idraulico, un muratore. Come si fa a trovarlo? Chi si adatta a fare questo lavoro, se non in rarissimi casi in Italia? Quindi dobbiamo concepire che una economia di uno Stato evoluto come l'Italia è fatta non solo di medici, di avvocati, di professori, ma è fatta anche di idraulici, elettricisti, muratori, e anche di contadini che lavorano la terra magari con le potenzialità che possono trovarsi in questo settore agricolo, per quanto riguarda soprattutto le culture specializzate, che queste fanno vera economia e che sono attrattive anche per i giovani. Quindi dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo fare proprio un salto anche a livello di mentalità, un livello di atteggiamento nei confronti dei problemi. Sono perfettamente d'accordo che bisogna creare posti di lavoro, però dobbiamo avere anche le risorse umane per riuscire a coprire questi posti di lavoro, che già oggi ci sono. Anche in agricoltura non dobbiamo tollerare che ci siano
anche in provincia di Treviso, perché anche qua nel nostro territorio non siamo i migliori di tutti, perché noi troppo spesso ci diciamo che siamo i migliori di tutti, però il caporalato è stato trovato anche in provincia di Treviso, lo sfruttamento di persone di altre nazionalità è stato trovato anche in provincia di Treviso. Quindi non dobbiamo addossare ad altri le responsabilità, guardiamo prima di tutto in casa nostra. Nel momento in cui noi abbiamo risolto i nostri problemi possiamo pretendere che anche gli altri paesi, gli altri stati, le altre province, se ragioniamo in ambito italiano, li risolvano. Ne abbiamo parlato proprio in questa settimana, che il caporalato era proprio anche qua, l'abbiamo trovato anche qua e non da ieri di sicuro, qualcuno sapeva, però il silenzio era sovrano, l'omertà. Quello che però io vorrei anche aggiungere, Presidente Conte, sì è vero non ci sono i giovani perché non li abbiamo, la denatalità si fa sentire, cioè non li abbiamo più, i numeri sono numeri, da là non si scappa, non abbiamo i giovani, non perché non vogliono fare questi lavori, perché non ci sono più, questa è l'amara verità. Perciò bisogna puntare tantissimo sull'aiuto alle famiglie, ecco, sull'aiuto alle famiglie per creare anche questa tranquillità economica. Abbiamo stipendi più bassi in Europa, abbiamo le pensioni più basse in Europa di certe categorie, perciò questo Paese ha bisogno veramente di agire e non a caso l'Europa sta aiutato anche in questo proprio col PNRR, che si dica sì, che si dica no, ma i numeri sono numeri, se no i progetti non venivano di sicuro realizzati. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, il problema è che se ne parla da tanto tempo, deve cambiare qui in Italia la struttura dello Stato, cioè il debito pubblico si deve, non dico eliminare, ma almeno portarlo a livello degli altri paesi europei. Noi abbiamo il più alto debito pubblico. È una questione di denaro, perché per fare le riforme, per aiutare i giovani, per aiutare la nostra economia, è sempre questione di denaro, insomma. Il debito pubblico è fondamentale per ammodernare un paese. Ecco, mi sembra che questa qui sia una delle soluzioni che si devono adottare. Purtroppo ci vorrà ancora del tempo e io voglio essere ottimista, perché per noi anziani ormai tiriamo avanti, ma è per i giovani, per lasciare un mondo migliore a loro. Ecco, saluto i tuoi ospiti, vi ringrazio. Grazie a te caro Livio, allora sentiamo come commenta l'onorevole Dorfman anche le parole di un'Europa più decisionale, più decisionista, meno a discrezione, ecco, più unita in certe decisioni. Prego onorevole. Io do ragione all'opinione dell'ascoltatore, chiaramente il debito pubblico è un problema grave in Italia ed è anche un problema nel senso che, come lei giustamente ha detto prima, servirebbero politiche più incisive, per esempio a favore della famiglia, fare misure contro la denatalità che abbiamo in Italia ormai da anni. D'altra parte queste misure hanno bisogno di soldi, da dove prendere questi soldi con un debito sempre più alto e dove il debito incide sempre di più sulla spesa pubblica, quindi il PNRR, questi 200 miliardi europei hanno voluto proprio e vogliono dare proprio un contributo in questo senso, cioè un aiuto all'Italia per uscire un po' da questa situazione difficile. E io vedo un dibattito politico in Italia dove da una parte tutti si chiedono più soldi, dall'altra parte non ci si rende conto che l'incremento del debito pubblico, che è il risultato della spesa pubblica più alta, poi crea un ulteriore problema, e questo è un circolo vizioso che in Italia va avanti purtroppo da anni. Abbiamo avuto un dibattito importante sul patto di stabilità, dove io tra l'altro sono stato uno dei pochissimi membri del Parlamento europeo che hanno votato a favore delle nuove regole sul patto di stabilità, perché io sono convinto che l'Italia abbia anche bisogno o debba rispettare le regole di spesa se vuole uscire da questo
questa situazione difficile, però anche lì c'è una forte spinta, soprattutto anche da parte del governo, dire no, non abbiamo bisogno di regole, dobbiamo andare avanti a spendere, che io posso anche capire dal punto di vista di un governo che ha bisogno di fondi per poter agire. Però se il continuare a fare debito sicuramente non è una soluzione per l'Italia, almeno abbiamo visto. Molto chiaro, onorevole Dorfman. Il problema è purtroppo che è vero questo, noi facciamo sempre debiti, poi qualcuno li pagherà, e io vedo anche una gioventù molto preoccupata, Conte, su questo, soprattutto molto attenta anche ai temi ambientali. Forse dobbiamo ascoltare di più questi giovani e investire di più anche su di loro, perché il futuro è inutile che ce la giochiamo, è nelle loro mani. Ecco, io sono convinta che dovremo dare il voto anche ai sedicenni, perché come gli diamo il patentino e li mettiamo nelle strade, forse responsabilizzarli anche di più non sarebbe male. Non è vero che il sedicenne non è all'altezza del voto, perché all'altezza lo sono i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni, ognuno ha un suo modo di vedere. Prego, Presidente Conte. Ma aggiungo una cosa alla considerazione che è stata fatta prima sul debito pubblico. L'Italia ha un altissimo debito pubblico, ma anche un altissimo risparmio che è dei privati, e questa cosa mi preoccupa perché quando sento dire anche da esponenti del nostro governo italiano che si possono fare le manovre di bilancio anche in deficit, fare manovre di bilancio in deficit vuol dire aggiungere altro debito al debito che già c'è, per cui prima di fare determinate scelte e assumere determinate decisioni io starei molto cauto. Dico un'altra cosa sul PNRR. Guardate che non sono soldi che l'Europa ci regala solo in parte, sono soldi che dovranno essere restituiti, e quindi anche questo è un debito pubblico che si aggiunge a quello già esistente. Quindi credo che sia giusto che ci rendiamo conto di questo. È necessario che adesso arrivino questi fondi e che vengano investiti in opere pubbliche, in infrastrutture di cui ha bisogno l'Italia, in servizi a favore delle nostre aziende, però ricordiamoci bene che questi soldi dovranno essere restituiti. Per quanto riguarda i giovani, credo che stiamo pagando il prezzo di politiche che in passato non sono state fatte a favore delle famiglie. Ci sono meno nati perché i figli costano. Faccio anche un'altra considerazione che spero non venga interpretata male. Nella società attuale, negli ultimi anni, la donna ha conquistato un ruolo diverso rispetto a quello che aveva in passato. Non è più il focolare della famiglia, è una donna che lavora. Ci sono donne imprenditrici, ci sono donne che hanno delle responsabilità nell'ambito lavorativo, questo lascia meno tempo alle famiglie e questo inevitabilmente porta anche a un calo, a una flessione nella natalità. Quindi bisogna effettivamente dare degli strumenti, dare dei mezzi per cui le nostre famiglie, soprattutto le famiglie giovani, siano incentivate ancora a poter generare dei figli, perché il futuro si fa anche attraverso le nuove persone che dovranno diventare un domani gli artefici, gli attori di una società. Onorevole Dorf, un'altra cosa che preoccupa molto, almeno qui in Italia, lei è italiano, è la sicurezza. Questa sicurezza che comincia a mancare non solo nelle grandi città ma anche nelle piccole città. Abbiamo bisogno di un rinnovamento anche nelle forze dell'ordine, perché veramente siamo in un momento molto critico. Ecco, l'Europa cosa pensa? Perché la sicurezza, l'abbiamo visto, non è mai sicura da nessuna parte, però bisogna anche non aver paura di uscire di casa. Ecco, l'Europa cosa intende fare nel tema sicurezza? Io penso che noi a livello europeo dobbiamo gestire il livello di sicurezza la sicurezza a livello europeo. C'è sempre più criminalità internazionale e su questo serve un impegno europeo, e la sicurezza sulla strada in Italia deve essere competenza italiana. Io non penso che possa essere competenza europea gestire la sicurezza sulle nostre strade, competenza del Ministero degli Interni.
del Ministero della Difesa da noi, però sono convinto anch'io che una riforma delle forze dell'ordine sarebbe assolutamente necessaria, però questo sicuramente non è una competenza che è nostra qui in Europa, è una competenza nazionale sulla quale deve decidere il governo nazionale. Sì, però quando noi ci muoviamo, onorevole Dorfman, la sicurezza riguarda l'Europa, perché noi ci muoviamo anche in certi paesi dove veramente c'è un problema di sicurezza. Qui bisogna, come diceva il Presidente Conte, che anche l'Europa dia dei cenni importanti, perché la sicurezza è un tema delicato, è un tema che ha delle regole, che ha dei disegni di legge, e perciò io penso che forse bisognerà fare squadra anche in questo, visto i numeri che abbiamo, soprattutto dei numeri che fanno molto pensare. Andiamo a vedere, adesso le faccio vedere invece un servizio, perché penso che anche qui l'Europa potrebbe fare qualcosa, perché è un servizio che riguarda proprio la nostra sicurezza sulle strade. Andiamo a vedere questo incontro che ha avuto questo presidente di questa associazione, Emanuela, onorevole Dorfman, dove ha perso sua figlia, uscita di casa, una bambina, e lui si è rimboccato le maniche e ha cercato sempre di dare un contributo. Guardi cosa ha pensato di fare, andiamo a vedere. Ogni giorno, ogni famiglia piange una propria vittima. Il dramma degli incidenti stradali, già 38 le vittime nel Trevigiano in questi primi mesi del 2024, nonostante la Marca abbia visto negli ultimi anni un miglioramento della situazione con una diminuzione dei sinistri del 75%. Sono questi i dati al centro del confronto a Casugana tra Andrea Dan dell'Associazione Emanuela, l'assessore Andrea De Checchi e il vicecomandante della Polizia Locale di Treviso. Sul tavolo alcune iniziative per prevenire gli incidenti, ad iniziare dal coinvolgimento delle comunità straniere. Noi abbiamo constatato che nell'ultimo anno abbiamo un'impennata sulle statistiche degli incidenti col guidatore estero. Questo perché? Perché manca ancora questa cultura. A partire da settembre il Comune si è impegnato insieme ad Andrea Dan a contattare le comunità straniere per organizzare incontri informativi. A portare sempre più la cultura della sicurezza stradale, anche ad esempio convocando le associazioni di immigranti per sensibilizzare nei confronti della manutenzione del veicolo, dell'attenzione amministrativa alle assicurazioni, di un percorso di guida che sia attento, quindi creando anche da questo punto di vista una vera integrazione. Ma in cantiere anche un altro intervento rivolto ai motociclisti. In questo caso Andrea Dan chiama in causa il Consiglio Comunale perché approvi un provvedimento per proteggere i centauri in caso di incidente. Una mozione per poi promuovere direttamente alla Presidente della Commissione Europea, mi rendo disponibile a portarla a mano direttamente a Strasburgo, di dare obbligo dell'airbag ai motociclisti. E anche con degli elementi innovativi che adesso abbiamo dato mandato alla nostra Polizia Locale, alla mobilità, di studiare tecnicamente perché Treviso possa diventare magari la patrocinatrice o essere la prima a proporre delle mozioni o delle idee che possono garantire maggiormente la sicurezza anche del motociclista. A lei, onorevole Dorfman, il commento, prego. Sì, assolutamente, la sicurezza dei mezzi è una questione europea, dove tra l'altro in Europa abbiamo fatto passi in avanti importanti. Se vediamo le nostre macchine oggi, vediamo le macchine anni fa, i dispositivi di sicurezza sono continuamente aumentati. Proprio negli ultimi anni abbiamo anche introdotto obblighi nuovi per la costruzione dei mezzi, sia di motociclette ma anche di macchine. Poi c'è chiaramente il problema soprattutto per quanto riguarda le motociclette, della velocità. E se io penso come per esempio il ministro Salvini ha fatto in campagna elettorale una battaglia contro gli autovelox, che era una pura campagna elettorale, nient'altro, perché è chiaro che se si vuole diminuire gli incidenti bisogna anche osservare i limiti di velocità e quindi creare
problemi per la gestione degli autovelox e chiaramente non aumenta la sicurezza sulle nostre strade, dobbiamo anche renderci conto che comunque le regole del traffico vanno rispettate, e se le forze dell'ordine non hanno la possibilità di controllarle perché per esempio non possono più mettere l'autovelox, allora non dobbiamo meravigliarci che ci sono degli incidenti. Anch'io sono ho un problema, mi dispiace se prendo una multa da autovelox, però d'altra parte mi rendo conto che il fattore, diciamo il problema più grande sulla nostra strada è l'eccessiva velocità. Su questo è inutile che ci illudiamo. E l'airbag obbligarlo nelle motociclette, nelle moto, come dice il Presidente Dan, cosa ne pensa, onorevole Dorfmann? Io non sono un tecnico, un ingegnere di costruzione di biciclette, di motociclette. Sicuramente se aiuta, perché no, però bisogna studiare come farlo. Su questo devo ammettere che tecnicamente non questo mi l'ho sento capito, onorevole, però come persona cosa ne pensa di una ulteriore sicurezza? Questo volevo capire. E non illudiamoci, c'è un problema di velocità, c'è un problema di controllo della velocità. Gli incidenti sulle biciclette sulle motociclette purtroppo sono tante e sono quasi sempre collegate a velocità eccessive. Io penso che Andrea Dan stia facendo un lavoro molto importante, perché non si può parlare solo di piste ciclabili, la sicurezza vuol dire anche nella moto, in queste nuove moto di ultima generazione, avere questo airbag, visto che c'è, ecco, e di obbligarlo, perché se salva le vite, ecco, io penso sia fondamentale in questo, e anche l'Europa, ha ragione Dan, deve esporsi e dire cosa ne pensa, visto che fa anche delle leggi per la sicurezza stradale. Di sicuro non sarà l'onorevole Dorfmann, ma qualcun altro dovrà pure dire su questa proposta che ha fatto Andrea Dan cosa ne pensa. Lei come l'ha sentita, Presidente Conte, questa proposta anche di cercare di capire l'importanza della sicurezza anche a queste persone che magari non sono molto, perché sono arrivate da poco, hanno delle patenti e non si capisce bene come, ecco, non tutto il mondo è paese per quanto riguarda appunto segnaletica stradale e viabilità, prego. Credo che la proposta vada nella direzione giusta. Bisogna vedere quali sono le cause dei tantissimi purtroppo incidenti che succedono. Allora, una delle cause principali è la velocità. Ne ricordo un'altra che riguarda più le auto che non le motociclette, che è quella dell'uso di alcol o di altre sostanze, ma soprattutto di alcol. Ecco, sono due cause tra le più importanti sulle quali bisogna lavorare. Sono convinto, per quanto riguarda la velocità, noi dobbiamo avere anche degli strumenti di deterrenza. Gli strumenti di deterrenza sono gli autovelox. Uno sbaglia, è giusto che paghi. Si dice ma sono i comuni che fanno cassa. Faranno anche cassa i comuni, e si spera che questo che viene incassato serva per migliorare la sicurezza delle strade, però bisogna anche educare le persone, soprattutto per quanto riguarda la seconda causa che dicevo prima, l'uso. Quindi bisogna lavorare nella repressione da una parte, nella deterrenza, e bisogna lavorare anche nella educazione. Quindi quando si dice incontriamo anche le comunità dei stranieri per spiegare quali sono le regole da rispettare, quali sono le norme, quali sono le forme di sicurezza, credo che si vada nella direzione giusta. Quindi ben vengano queste iniziative, credo che ne beneficeranno soprattutto i nostri giovani, perché purtroppo la maggior parte degli incidenti riguardano i giovani, che hanno bevuto, che corrono forte e che viaggiano magari alle 4, 5, 6 di mattina dopo aver trascorso la notte in una discoteca a Jesolo o da altre parti. Allora, oltre che a ringraziare l'onorevole Herbert Dorfmann, parlamentare europeo a Bruxelles, Partito Popolare Europeo, come ci saluta onorevole Dorfmann? Sì, grazie per questa interessante mattinata, questa ora. Spero che è stato utile anche a tutti gli ascoltatori, sempre a vostra disposizione anche in futuro.
Grazie, buon lavoro veramente a lei e a tutta la squadra italiana al Parlamento europeo. E sentiamo anche il Presidente Conte come ci saluta. Buon lavoro anche da parte mia all'onorevole D'Onofrio per questo nuovo inizio di legislatura. Auspichiamo tutti che sia proficuo per quanto riguarda l'Italia ma l'Europa intera. Per quanto riguarda i trevisani, ecco, so che queste trasmissioni vengono anche registrate e vengono viste anche su YouTube da tantissimi nostri trevisani o veneti che sono all'estero, quindi un saluto anche, anche a chi non è in Italia. Ricordo che domenica noi avremo un grande raduno in Cansiglio, che è quello che porta su questa piana, su questa montagna per noi nota, porta tantissime persone, molte delle quali vengono dall'estero, e la trasmissione verrà fatta in diretta appunto da parte di questa emittente e la potranno vedere i nostri trevigiani veneti, la nostra emittente Media Nord-Est, certo, sempre presente, che sono in tutta Italia e in tutto il mondo. Buona giornata a tutti. Grazie anche al Presidente Franco Conte, Presidente Associazioni Internazionali Trevisani nel Mondo, di essere stato con noi. Pubblicità. Ogni giorno, ogni famiglia piange una propria vittima. Il dramma degli incidenti stradali, già 38 le vittime nel Trevigiano in questi primi mesi del 2024, nonostante la Marca abbia visto negli ultimi anni un miglioramento della situazione con una diminuzione dei sinistri del 75%. Sono questi i dati al centro del confronto a Casugana tra Andrea Dan dell'Associazione Emanuela, l'assessore Andrea De Checchi e il vicecomandante della Polizia Locale di Treviso. Sul tavolo alcune iniziative per prevenire gli incidenti, ad iniziare dal coinvolgimento delle comunità straniere. Noi abbiamo constatato che nell'ultimo anno abbiamo un'impennata sulle statistiche degli incidenti col guidatore estero. Questo perché? Perché manca ancora questa cultura. A partire da settembre il Comune si è impegnato insieme ad Andrea Dan a contattare le comunità straniere per organizzare incontri informativi. A portare sempre più la cultura della sicurezza stradale, anche ad esempio convocando le associazioni di immigranti per sensibilizzare nei confronti della manutenzione del veicolo, dell'attenzione amministrativa alle assicurazioni, di un percorso di guida che sia attento, quindi creando anche da questo punto di vista una vera integrazione. Ma in cantiere anche un altro intervento rivolto ai motociclisti. In questo caso Andrea Dan chiama in causa il Consiglio Comunale perché approvi un provvedimento per proteggere i centauri in caso di incidente. Una mozione per poi promuovere direttamente alla Presidente della Commissione Europea, mi rendo disponibile a portarla a mano direttamente a Strasburgo, di dare obbligo dell'airbag ai motociclisti. E anche con degli elementi innovativi che adesso abbiamo dato mandato alla nostra Polizia Locale, alla mobilità, di studiare tecnicamente perché Treviso possa diventare magari la patrocinatrice o essere la prima a proporre delle mozioni o delle idee che possono garantire maggiormente la sicurezza anche del motociclista. Allora, ho rifatto vedere questo servizio perché a noi le cose importanti, le cose che interessano le vediamo molto poco. Io penso che questa sia una cosa importantissima e ringrazio Andrea Dan, che fa parte anche delle associazioni, abbracciano le associazioni di quelle che anch'io mi occupo, per aver capito l'importanza della sicurezza. Ne parleremo con questi ospiti graditi. Abbiamo in presenza il professor Luca Agostinetto, professore associato di pedagogia all'Università di Padova. Grazie professor Agostinetto di essere qui, e ringrazio anche collegato da Padova il professor Fabio Sambataro, docente di psichiatria all'Università di Padova. Grazie anche lei professor Sambataro, perché sarete anche professori ma siete anche uomini, persone umane che vi muovete anche voi con la bicicletta, con la macchina, con la moto, conforme. Cosa ne pensate di questa idea che ha avuto Andrea Dan? Beh, personalmente, come dice, insomma, siamo cittadini oltre che competenti in materie specifiche, nel mio caso la pedagogia e la pedagogia interculturale in particolare, però io credo che anche l'airbag nelle motociclette sia un grande segno di civiltà, perché i costi degli incidenti stradali sono enormi e non più tollerabili, sia costi umani per le famiglie, per i cari delle persone che poi
rimangono incidentati, sì, i costi sociali, economici, di ospedalizzazione eccetera. Tutto ciò che concorre a prevenire danni in questo senso credo che sia un segno di civiltà e di rispetto verso la comunità, quindi ben vengano queste cose. Sappiamo che culturalmente magari fanno un po' fatica a passare, ci ricordiamo, adesso ci sembra normale metterci la cintura, ma all'epoca quando diventò obbligatoria sembrava una cosa un po' particolare. Io sono un ciclista e devo dire che mi si spezza un po' il cuore ogni volta che vedo una persona in bicicletta senza casco. È un altro gesto di civiltà che non costa nulla, certo fa un po' più caldo, però quello che rischia di evitare è molto superiore al danno che comporta. Quindi ecco, da questo punto di vista sono personalmente molto favorevole a questa idea. Lei parlava di cinture di sicurezza, però io le posso assicurare che nei sedili retro delle macchine purtroppo non questa cintura ancora, nonostante siano passati tanti anni e tante informazioni su quell'importanza della sicurezza anche non solo dai passeggeri davanti ma anche a quelli dietro, non si fa, non c'è niente da fare. Noi siamo così, le cose serie che dobbiamo veramente capire e mettere in atto non le facciamo. Sentiamo cosa ne pensa anche il professor Fabio Sambataro, docente di psichiatria all'Università di Padova, e qua stiamo andando fuori di testa un po' tutti, ognuno esce e si fa le proprie regole, professore, e questo diventa un problema per tutta la comunità. Prego. Buongiorno, grazie dell'invito, piacevole invito, da un po' di tempo che non ci vediamo. Allora, relativamente, parlo quindi sia da cittadino ma anche da ex motociclista, quindi ho un po' visto la situazione in prima persona dei rischi quindi che sono associati a questi, e tendenzialmente abbiamo una tendenza a sottostimare i rischi. Pensiamo effettivamente di essere quasi immortali da questo punto di vista, e questo ci porta ad esporci in modo irresponsabile talvolta a situazioni ad altissimo costo, come diceva il collega. In modo particolare lui ricordava il discorso delle cinture di sicurezza, ma io ricordo anche quello del casco, perché appartiamo a quell'altra epoca in cui addirittura non c'era l'obbligo del casco, o a un certo punto hanno inserito l'obbligo della cosiddetta scodella, non so se vi ricordate, per i ciclomotori, che non aveva era un minimo ma insomma non dava grandissima protezione, quindi sicuramente è necessario questo, e particolarmente lo focalizzerei anche sui giovani che hanno una maggiore sottovalutazione del rischio, particolarmente l'adolescente tende a sottostimare questo. Quello che dicevate per quanto riguarda le cinture, le cinture posteriori dell'abitacolo vengono assolutamente trascurate. Quindi, ritornando comunque al discorso delle moto e delle biciclette, assolutamente necessario sensibilizzare l'opinione pubblica. Diceva il collega della bicicletta, effettivamente sono pochissime le persone. Io posso dire personalmente, per quanto riguarda mio figlio che ha 7 anni, ecco, lui sa bene che non deve mettersi alla guida ed è diventato bravissimo da questo punto di vista. Se non mette il casco non si mette né alla guida né va dietro in bicicletta, quindi secondo me devono partire proprio da lì. È un po' più difficile e lì quindi ci vorrà forse un intervento un po' più autoritario, tra virgolette, cioè un po' più normato per quanto riguarda gli adulti, ma sicuramente bisognerebbe iniziare dalle generazioni più giovani. E penso anche il professor Agostinetto naturalmente d'accordo con quello che ha detto il professor Sambataro. Non sono i bambini che non sanno o non vogliono, siamo noi che dobbiamo far capire le regole del gioco. Vuoi questo gioco? Perfetto, però stai a queste regole. Più semplice di così, sono sicura che i bambini apprendono, sono più svegli di quello che pensiamo, e se tu dai le regole e le spieghi bene, loro le accettano. Il problema è spiegare la regola, ma i genitori tanti sono troppo impegnati a fare altro, perciò mettiti, non metterti, e la risolvono così, perché spiegare diventa un problema, è difficile il confronto. Abbiamo Giuseppe da Villorba, veloce Giuseppe, grazie. Sì, buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Sto seguendo la trasmissione e la cosa, ma a mio modesto parere siamo veramente ormai alla fine, siamo al disastro per la circolazione stradale. Sto osservando proprio apposta da giorni, quando osservo le macchine, escono dalle laterali, escono
dalle abitazioni, non mettono mai una freccia, non si sa se vanno a destra o a sinistra, si buttano sulla strada, non c'è i ciclisti non vanno nelle piste ciclabili ove queste esistono. No. E poi l'altro giorno avete sentito proprio ieri una macchina facevano le gare, una macchina ha sorpassato un'altra perché stavano facendo le gare, una terza macchina ha superato in terza fila a 140 all'ora, poi quella macchina è andata per aria. Dai, bisogna mettere gli italiani, sa cosa ho da dire per la mia età, quello che dicevano una volta, gli italiani capiscono solo quando si tocca il portafoglio. Grazie Giuseppe, molto chiara la tua riflessione, devo andare avanti perché il tempo corre, ma sei stato chiaro. Allora, professor Sambataro, io volevo parlare con lei di questo caso che ha scosso tutta l'opinione pubblica, di questo papà che si è dimenticato di portare la figlia all'asilo. Non si capisce bene cosa è successo, anche nel seggiolino non ha funzionato, non suonava, era scarico, non si sa. Questo blackout, cos'è il blackout, professor Sambataro? Ecco, perché qualcuno fa fatica a capire il blackout, ma c'è il blackout o c'è qualcos'altro? E lo stress, la tensione, ma si può vivere in queste condizioni, in questo modo? Prego, professor Sambataro. Intanto le mie condoglianze ai genitori in questo momento veramente duro, perché pensare da genitore particolarmente a quello che possono aver vissuto ogni qualvolta si sente in TV è veramente drammatico e straziante. Questi fenomeni cosiddetti dissociativi o di trans sono dei fenomeni che in realtà avvengono, particolarmente se ricordate i primi casi risalgono anche a più di 10 anni fa. Ricordo di questo ingegnere che aveva abbandonato il bambino in macchina. Se pensate, guarda caso, è vero che sicuramente succederanno d'estate, giammai d'inverno, ma anche è difficile che succeda comunque in generale dimenticarle d'inverno un bambino. Il problema è associato quindi da una parte al sonno, debito di sonno dovuto. Innanzitutto bambini piccoli sicuramente richiedono, interrompono il sonno per i vari bisogni, il caldo che c'è d'estate e quindi lo stress associato, perché poi è anche un periodo in cui tutti necessiteremmo un certo riposo, quindi questo stress fa sì che la capacità di essere attenti, di essere orientati sul momento quindi si perda. Quindi faccio tutto in automatico, noi abbiamo questa modalità del nostro cervello che qualcuno chiama default mode, cioè che fa le cose in automatico, quindi anche una routine ad un certo punto risulta alterata. Non so se nel caso specifico il papà portava ogni mattina il bambino, sicuramente era abbastanza piccolo, era di 1 anno, quindi forse d'inverno non lo faceva, quindi era una routine che... Caduta la connessione? Si è bloccato. Ora sentiamo cosa... Eccolo qua, è tornato. Prego, professore, ritornate la voce. Sì, dicevo quindi che un periodo di stress associato alla carenza di sonno, alla stanchezza, il caldo quindi associato, fa sì che il nostro cervello vada in una modalità e quindi fa la stessa routine, dimenticando completamente quel passaggio specifico. E quindi non è da condannare, è qualcosa che effettivamente può succedere, e quindi sicuramente l'utilizzo di dei dispositivi che sono stati ormai da un paio d'anni inseriti obbligatoriamente dovrebbe aiutarci, però talvolta questo non va. Quindi è qualcosa, la dissociazione, che effettivamente nei momenti di stress, che può essere talvolta noi ce l'abbiamo per l'ansia, in questo caso per la stanchezza, è perfettamente comprensibile. È pericoloso. Sentiamo anche cosa ne pensa il professor Luca Agostinetto. Pensi, professor Agostinetto, che in quel giorno ho ricevuto una telefonata, avevo anche un'avvocata ospite, se si fosse dimenticato il cellulare sicuramente sarebbe tornato indietro. Ecco, è stata una telefonata che veramente mi ha fatto venire i brividi. Cosa ne pensa, professor Agostinetto? Intanto effettivamente siamo di fronte a un dramma umano e familiare, e quindi il pensiero va a non colpevolizzare chi ha subito e ha vissuto questo trauma, ma ci fa riflettere tutti, perché come dice lei ci sono alcune situazioni che ci fanno riflettere tutti. Il collega Sambataro ha ben spiegato
atto quelli che possono essere meccanismi di funzionamento psicologico che ci mettono in difficoltà a volte nella gestire la nostra quotidianità, io dal punto di vista pedagogico posso fare un paio di riflessioni. Una è questa: rendiamoci conto che noi rimaniamo gli stessi esseri, Homo sapiens, con le nostre capacità cognitive, con le nostre difficoltà, ma siamo in un contesto ambientale estremamente più sfidante, più stimolante, più implicante, dove dobbiamo correre di continuo, e questo ci mette alla dura prova. Che cosa ci potrebbe aiutare a prevenire situazioni di questo genere? Certamente un ricentramento di quelle che sono le nostre priorità e il nostro anche senso della vita. E credo che un aiuto, prima si parlava di insegnare ai bambini fin da piccoli a mettere il casco, ecco, forse anche aiutare le famiglie che diventano famiglie, che non erano preparate e già capaci di essere famiglie, perché la nascita di un bambino comporta una ricomposizione delle dinamiche personali, occupazionali e familiari. Ecco, un reale sostegno all'essere famiglia potrebbe essere di grande aiuto, soprattutto ricercando il senso nelle cose che facciamo, proprio per non cadere in routine. È chiaro che quando abbiamo un bambino ci sono tutta una serie di routine che dobbiamo seguire, dal cambiargli il pannolino a portarlo al nido, eccetera. Però se noi siamo in grado di vedere il senso, il significato in termini di cura educativa di quei momenti, ecco che acquisiscono importanza e diventiamo anche più presenti in quei momenti. Se riuscissimo, oltre a questo, a sostenere le famiglie attraverso forme di rete, prima di tutta quella dei servizi, ma non ultima quella comunitaria, ecco che noi come animali siamo più abituati a crescere i nostri figli in un contesto di gruppo. Oggi le famiglie nucleari invece vivono situazioni di solitudine. Le situazioni di solitudine mettono a rischio il loro equilibrio e rendono tutto un attimino più complesso. È un tema di cui la politica non si occupa, perché si dice soltanto che bisogna far figli, ma senza poi mettere le persone in grado di poterli avere serenamente sostenuti, e credo che dovrebbe essere un tema che noi riportiamo al centro, sia per questi drammi che poi accadono, sia per la tragedia, insomma l'enorme problematica di questo inverno o glaciazione di natalità a cui stiamo andando incontro, che ci metterà proprio a rischio come società. Allora, un'altra cosa, professor Sambataro, che mi preoccupa è questa aggressività. Io sono molto in mezzo alle persone e vedo un'aggressività attiva da parte di molti giovani e non solo, e un'aggressività passiva. Quello che mi preoccupa è l'aggressività attiva, che è questa violenza inaudita, con una ferocia incredibile che mi fa veramente spavento. Quella invece passiva è quella psicologica, che non si vede ma mi preoccupa molto, perché non viene detta, si subisce ma non viene detta, e questa mi preoccupa ancora di più, perché è pericolosa quanto quella attiva. Così l'ho spiegato io, perché non sono psichiatra e non mi occupo di questo, però purtroppo noto questo. Cosa è successo? Perché siamo così cambiati? Perché il diverso fa così tanta paura, soprattutto ai meno giovani? I giovani sono diversi, lo accettano di più, non vedono il colore, i bambini men che meno, e soprattutto questa aggressività nei confronti anche della figura femminile. Questi femminicidi, abbiamo un numero che veramente spaventa, senza le denunce che non si contano. Ecco, cosa sta succedendo, professor Sambataro? Siamo di fronte a un cambiamento culturale importante. L'evoluzione nel tempo, c'è stata un'evoluzione a diversi livelli, sia dei rapporti. Un tempo parlavamo prima della famiglia nucleare, di una famiglia anche in cui esisteva una certa gerarchia. Era anche sbagliato da quel punto di vista la famiglia patriarcale, che adesso in realtà, per quanto venga chiamata in causa, in realtà non è più presente, ma quello che succede è un riconoscimento delle figure dall'alto verso il basso. In questo momento genitori esercitano una funzione educativa che è abbastanza relativa, nel senso che sono messi a livello paritario con i figli,
e anche lì riuscire a capire i propri limiti diventa molto difficile se non inserito in un contesto educativo un po' più chiaro. Quindi questo è sicuramente un aspetto. Un altro aspetto sarebbe quello anche, abbiamo visto dal punto di vista culturale anche questa evoluzione social che ci porta molto da una parte vicini ma anche lontani rispetto agli altri e non ci permette neanche di capire le distanze e dove effettivamente io entro. Penso che a questo le si riferisse anche nel discorso passivo dell'aggressività, l'aggressività cosiddetta indiretta, quella che non si manifesta con la fisicità ma che si manifesta anche tramite una sorta di bullismo che abbiamo anche con strumenti social appunto, che però può esitare poi anche in estremi atti anticonservativi, quindi di suicidari da parte delle persone. C'è questo e poi c'è anche un altro elemento che è quello dell'uso di sostanze. Lo vedevamo prima, ne parlavamo anche per quanto riguarda i motociclisti, gli incidenti stradali, ma in realtà anche l'aggressività è uno dei fattori determinanti che nell'aggressività sia diretta verso se stessi che anche diretta verso gli altri, e anche l'uso di sostanze, quindi diversi elementi, quindi struttura della società e anche abuso di sostanze sono due elementi particolarmente importanti. Poi emergono anche delle caratteristiche di personalità che un tempo noi riscontravamo più raramente, adesso quindi il modo di sentire, di comportarsi sta cambiando anche in questa generazione. Probabilmente questo è il risultato di questi due elementi. Professor Agostinetto. Beh, effettivamente intanto dobbiamo dire che aggressività e conflittualità sono parte delle dimensioni umane, insopprimibile, e il punto è imparare a gestirle e trovare gli spazi consoni nel quale esercitarlo. E i bambini nel gioco, per esempio, esprimono competitività, aggressività, chiaramente in un contesto protetto. Può essere fatto anche da adulti. È vero che oggi l'aggressività repressa e mal gestita sfocia in comportamenti antisociali come quelli che lei ha ricordato. Diceva il collega giustamente che le famiglie hanno un ruolo determinante e sono anche un po' in difficoltà. Anche su questo io mi sento di non puntare il dito, cioè educare è difficile. Dobbiamo partire da questa semplice considerazione. Pensiamo per esempio a una classica, si chiamano dicotomie pedagogiche perché non sono risolvibili. Da una parte le persone e il bambino, la persona per crescere ha bisogno di libertà, dall'altra parte ha bisogno di autorità. Eppure libertà e autorità sembrano opposti. Lo sono, ma la persona ha bisogno di entrambi. Trovare il giusto equilibrio tra lasciar libero anche di sbagliare, anche di commettere degli errori, e contenere, controllare, sostenere, è la grande sfida. Possiamo parlare di cicli educativi, per cui si faceva riferimento en passant alla famiglia patriarcale, quelle che abbiamo conosciuto in tanti film, in tanti libri, dove c'era il padre padrone che si occupava di tutto, la donna molto sottomessa. Ecco, questi effettivamente sono modelli un po' passati e sono cicli nei quali nella dicotomia autorità-libertà prevaleva la dimensione autoritaria e soccombeva quella libertaria, e le persone soffrivano per questo. Forse oggi siamo in un ciclo opposto, dove le famiglie, in nome di una malintesa libertà, che è quella di poter far tutto, possiamo permettercelo, quindi lo possiamo fare, possiamo comprarlo, quindi lo possiamo fare, mio figlio lo deve fare, ecco, in nome di una malintesa libertà pecca un po' in capacità di autorità e quindi di autorevolezza. Questo è un po' il grande problema. Le persone per crescere hanno bisogno di essere indirizzate e contenute con autorevolezza. Oggi le famiglie fanno un po' fatica ad esserlo, ma forse anche la società che fa fatica a essere autorevole, forse anche la politica che fa fatica a essere autorevole. Quindi è un po', bisogna guardarlo in un'ottica di complessità senza puntare il dito solo su un elemento del sistema, ecco. Ma forse una volta c'era meno solitudine. Certo. C'era una famiglia allargata, c'erano i cortili, ci si conosceva tutti, bene o male ci si aiutava in caso di bisogno. Adesso abbiamo tutto e non abbiamo più niente, non ci si conosciamo più, non ci sono i prati, non ci sono i cortili. Io delle volte passo, faccio dei giri, vedo giardini bellissimi, parchi bellissimi, ma non c'è anima viva. Ecco, forse
qualcuno è riuscito a fare questo, è riuscito a mettere in primo piano non il servizio alla persona, non la solitudine, l'aiuto alle famiglie, ma un business. E il business, a mio avviso, professor Agostinetto e professor Sambataro, è quello che sta distruggendo l'essere umano. Ecco, soldi, ricchezza, basta vedere anche certi programmi, certe cose, questi giovani, gli esempi che abbiamo, ma anche in Parlamento. Scusi, poi glielo chiederò al professor Sambataro, ecco, queste risse in Parlamento fanno andare veramente fuori di testa, ma se le fanno loro posso farle anch'io con i miei amici. Qual è il problema? Mi difendo. Ecco, vediamo degli esempi che sono terrificanti. Ecco, professor Agostinetto. Sì, no, allora, intanto sì, dobbiamo sempre ricordarci che quando noi parliamo sempre da un punto di vista, no? E rischiamo sempre di vedere quello che era prima come necessariamente migliore. Fossimo stati prima, avremmo visto quello prima e avanti così. Per cui effettivamente la realtà è che c'erano delle condizioni migliori per certi punti di vista, però, per esempio questa dimensione intimo-comunitaria dove le persone erano cresciute da un contesto plurale e c'erano delle situazioni obiettivamente peggiori dove per esempio le bambine erano destinate a una vita predeterminata, dove c'era un forte autoritarismo, dove c'era una bassa cultura, quindi il maschio era maschio. Non guardiamo il passato sempre come l'Eden, certo. Insomma, ecco, e cerchiamo di capire che cosa oggi non sta funzionando. Io sono molto d'accordo con lei quando si dice che abbiamo perso un po' di vista il senso dell'essere umano e una prevalenza dell'essere umano da una prospettiva economicista, quindi efficientista. Pensiamo che cosa vuol dire realizzarsi nella vita, vuol dire aver successo, vuol dire aver soldi. Questo è un po' il rischio del modello che noi stiamo portando e invece, come dicevo prima per le famiglie, ritrovare il senso ritrovare nelle cose che dobbiamo fare, sia essa la scuola, la famiglia, gli sport, il vero senso è anche quello della socialità, della convivialità, della realizzazione del sé nell'altro, nell'aiuto reciproco, che è una dimensione umana molto forte, che per fortuna non abbiamo perso. Lei citava qualche associazione di volontariato, ma sono dure a morire, quindi cerchiamo sempre di essere positivi anche in questo e di sperare che abbiano la funzione del lievito, quindi poche, ma basta poche per fare lievitare tanto. Ecco, questo sicuramente è una delle grandi sfide. Io mi permetto di dire che una enorme responsabilità ce l'ha il linguaggio, per cui facciamo bene a parlare, perché lo sdoganare certe parole ci mette in un ambiente linguistico nel quale noi possiamo usare anche la violenza verbale, improperi verso gli altri, e questo ci mette in una brutta china. Ecco. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ti vado via velocissimo, riguardo al casco per andare via in bicicletta. Cioè, mi vado via in bici da tantissimi anni, no? Ho una city bike fatta veramente bene, però è una city bike, no? Mi ricordo che pedalo anche fuori città, ne vado via abbastanza tranquillo. Adesso mi ipotizzo, no? Che quando vado a 15 km all'ora più o meno so già il mio massimo, no? Però in compenso pedalo tante ore e quindi a fine giornata pago anche 100 più chilometri, no? Ecco, la mia domanda è questa qua. Il casco dovrebbe essere anche abbinato al tipo di mezzo ciclabile che una persona usa. È giustissimo se uno usa la mountain bike per andare a fare dei percorsi veloci in campagna dove rischia di cadere, oppure come che già adesso i caschi in testa ciclisti amatoriali che va via in gruppo 30 all'ora nelle statali, ma un tipo di andatura come andare in città per fare la spesa o, per essere più precisi, il turismo lento. Mi fatico a immaginarmi di mettermi un caschetto in testa se volevo fare il turista lento, cioè se sarà l'obbligo magari mi adatterò, ma non sono sicuro. Ma secondo logica, e chiudo, se una persona ce ne va tranquillamente su una strada non pericolosa, l'andatura umana, che è poco da fare, non vedo per forza l'obbligo di mettermi un caschetto in testa. Grazie e buongiorno. Sambataro, poi vediamo se riusciamo a rispondere anche a Vladimiro, sì, anche se sono in chiusura, ma volevo farle questa domanda. Un'altra cosa sono i numeri dei suicidi nei giovani, questi giovani che riescono a mettersi questa maschera, che non riconosci invece la disperazione che stanno vivendo quotidianamente, che li logora talmente tanto finché decidono di farla finita.
eppure hanno tutto quello che una volta magari i bambini di una volta poveri non pensavano neppure minimamente di avere. Però sono i valori, sono questo amore, questa protezione, questo ascolto che non c'è più anche da parte di tanti genitori, di tante famiglie, ma io direi della società. Si fa facile parlare di comunità, ma bisogna anche creare la comunità, è mica semplice. Prego, professor Sambataro. Assolutamente, una delle teorie che fa parte di spiegazione del suicidio è questo senso di non appartenenza, di sentirsi soli. Infatti lei indicava molto bene più nell'ottica del giovane, però in realtà anche nell'anziano lo troviamo il problema della solitudine. Consideri che noi addirittura, io faccio parte dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, il suicidio per l'anziano, che è un pochino anche sottovalutato, scusi se vado un po' fuori dall'argomento, la solitudine è uno dei determinanti molto forti, non solo per il giovane ma anche per l'anziano. Abbiamo infatti una giornata annuale dall'Associazione Italiana di Psicogeriatria per ricordarci della solitudine dell'anziano e di quanto possa contribuire alla depressione e al senso di disagio. Ritornando ai giovani, sì, si sentono soli, si sentono peso e anche non hanno una determinazione verso, ne parlavamo prima, degli obiettivi, questo volere qualcosa che anche in un progetto di vita anche un po' più lungo, quello che vediamo molto spesso è l'obiettivo rapido, immediato, che possa dare soddisfazione senza avere una progettualità. I NEET che abbiamo oggi vanno anche in quella direzione: non ho un progetto, non faccio niente, sto a casa, sopravvivo più che vivo. Quindi sicuramente... Ma capisce, professor Sambataro, che finché iniziamo a fare sport dalla quinta elementare, non prima, non andiamo da nessuna parte. Questa energia, questa voglia, come diceva il professor Agostinetto, che abbiamo specialmente nei bambini, questa voglia di muoversi, prima o poi esploderà, e magari esplode poi nella maniera sbagliata. Professor Agostinetto. Certo, se non la promuoviamo, non la indirizziamo nella direzione corretta, il rischio è esattamente questo. Lei accennava anche al tema della diversità, che è una delle cose che ci spaventa. I bambini sono capaci di includere la diversità, sono predisposti alla diversità. La diversità è la base della vita, ma anche della nostra specie. Siamo noi che diseduchiamo questa diversità e ad aver paura della diversità. Diceva, per riprendere quello che diceva il collega adesso, Zygmunt Bauman, quindi il più importante sociologo indubbiamente del contemporaneo, rischiamo di essere come pattinatori sul ghiaccio sottile. Usava questa immagine, cioè costretti a correre perché nel momento in cui ci fermiamo sprofondiamo. Ma cos'è il ghiaccio sottile? Il ghiaccio sottile è un tessuto sociale nel quale noi siamo privi della dimensione della profondità, mentre è forte nell'essere umano quella della ricerca della profondità relazionale, affettiva, amicale, e oggi certamente un certo tipo di cultura, che anch'io credo sia fondamentalmente consumistica, perché si tratta di consumare un social, poi consumarne un altro, poi passare un altro, rischia di neutralizzare questa forte inclinazione umana che è quella della ricerca del senso, della profondità nella relazione con l'altro. E c'è lo spazio per però recuperare. Ecco, dovremmo ridare importanza ai momenti di socializzazione, di crescita nelle scuole, nei servizi educativi, anziché continuare a pensare che i servizi educativi siano una dimensione privatistica delle famiglie che se lo possono permettere perché il bambino è di proprietà della famiglia. No, il bambino è un cittadino e compete alla responsabilità di tutte creare nuovi cittadini. Allora io spero veramente che queste parole riescano a far capire che soprattutto anche noi dobbiamo mettere la famosa goccia nell'oceano e cercare di socializzare di più. Non eravamo così, eravamo molto più aperti, accoglievamo, eravamo anche un territorio molto accogliente, e questa la fa pensare lunga, perché io vedo sempre queste finestre chiuse, lasciamo perdere i furti, tutte queste, cioè ci stiamo chiudendo troppo. Cosa ci salva, professor Sambataro? Pochi minuti. Le sagre, la comunità, il divertimento, il stare assieme. E là non c'è età, trovi dal bambino all'adulto, all'anziano, la famiglia
Ecco, io insisto molto su questo, sui sindaci, dico fateli tutta la settimana le sagre, non fatele solo 2 volte all'anno in periodi ben precisi, perché la gente è anche forma sicurezza, perché siamo in tanti, usciamo. Cosa ne pensa professor Sambataro? Velocissimo, mi dispiace. Sì, è una bellissima cosa che io sto riscoprendo anche nella sagra qui da noi, nella nostra parrocchia. È sicuramente bella, è sicuramente un momento in cui ci identifichiamo in un gruppo e ci dà forza, e lì ho scoperto effettivamente che in realtà non siamo così anonimi, quindi è sicuramente qualcosa che ci sostiene, perché facciamo parte di una comunità e ci integra, quindi sicuramente sarei per questo, anche per farle più volte l'anno. Non so quanto siano possibili d'inverno, però sicuramente è qualcosa da perseguire. Professor Sambataro, abbiamo degli spazi incredibili, hanno a disposizione questi sindaci veramente dalle ville venete abbandonate in disuso a spazi enormi. Forse riusciamo a capire tutti assieme, visto il mondo del volontariato che abbiamo, forse ce la faremo. Professor Agostinetto? È una bellissima sollecitazione, una bellissima idea. Dico soltanto che effettivamente se noi non abbiamo un luogo nel quale ci sentiamo riconosciuti, un luogo sano nel quale noi sentiamo un riconoscimento, ne andiamo a cercare uno qualsiasi e non rischia di essere sano. Quindi ben vengano tutte le occasioni di socialità, plurali, tutto ciò che promuove una dimensione di convivialità, di piacevolezza, capace di tenere insieme diversità generazionali, diceva lei, di sessi diversi, di provenienze diverse, e ben vengano tutte queste occasioni. Di culture diverse. E di culture diverse, perché questa, come si accennava nel servizio iniziale, è integrazione. Riuscire a coinvolgere le comunità di immigrati in un progetto qualsiasi, anche quello delle sagre locali, nelle pro loco per esempio, è un modo per integrare. Non bisogna fare solo grandi discorsi, ma entrare proprio nel concreto della pratica. Addirittura i banchi alimentari sono diventati integrazione. Come no? Ecco, io mi ricordo 14 anni fa quando ho aperto il primo banco, mamma mia, quando vedevano il diverso, adesso invece si accompagnano, si aiutano ed è una cosa bellissima. Infatti invito molti politici a venire e vedere come funzionano i banchi alimentari. Infatti di socializzazione e integrazione forse imparerebbero qualcosa in più e legifererebbero in maniera diversa. Detto questo, saluto veramente i miei graditissimi ospiti, il professor Luca Agostinetto, professore associato di pedagogia all'Università di Padova, veramente grazie professore. Ringrazio anche da Padova il professor Fabio Sambataro, docente di psichiatria all'Università di Padova, per aver chiarito che forse qualcosa in tutti noi c'è di buono, tiriamo fuori quel di buono e lasciamo a parte il cattivo. Grazie, grazie, buona giornata, buon lavoro e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Carne alla genovese. La pasta alla genovese è un piatto tipico campano a base di cipolle e carne. Pare che il nome derivi non dalla posizione geografica, ma dalle origini della famiglia che la preparò qui a Napoli. Ingredienti per 4 persone: 1 chilogrammo di carne di manzo, 100 grammi di burro, 2 carote, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 bicchiere di vino bianco secco, 1 chilogrammo di cipolle, 1 costa di sedano, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 chiodo di garofano, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate a fettine le cipolle e le carote. Tagliate anche il sedano e il prezzemolo. Mettete la carne e le verdure in una casseruola con il burro.
l'olio, il pomodoro, il sale, il pepe, il chiodo di garofano. Coprite e fate cuocere a fuoco bassissimo, rimestando di tanto in tanto. Dopo circa un'ora scoprite il recipiente. Alzate il fuoco e versate il vino in più riprese e fatelo evaporare ogni volta. Aggiungete un po' di acqua finché la carne non è cotta e le cipolle non sono ridotte in crema. Le cipolle potete anche frullarle. La salsa deve essere lucida e piuttosto densa. Servite la carne con il sugo e buon appetito!